Bene, nel mentre che anche le ultime persone che stanno arrivando in sala si accomodano, diamo inizio ai lavori di questo convegno. Agricoltura biologica dalle politiche europee alla concreta implementazione in Friuli Venezia Giulia. Questo convegno è il risultato di un progetto che in particolare ERSA, l'Agenzia di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha realizzato nel corso di quest'anno 2022 e le risultanze di tutto questo lavoro verranno oggi esposte accanto a delle relazioni di esperti di agricoltura biologica. Io a guadagno di tempo però do immediatamente la parola al direttore generale di ERSA Friuli Venezia Giulia, il dottor Francesco Miniussi, per i saluti istituzionali e l'introduzione ai lavori di questo convegno. Buongiorno, ben arrivati a tutti e la parola al dottor Miniussi. Eccomi qua, buongiorno. Vedo una bella quantità di persone, quindi vuol dire che l'argomento interessa in modo particolare. Vi porto ovviamente i saluti dell'ente che dirigo, l'Agenzia per lo Sviluppo Rurale ERSA, che ha fra i suoi compiti proprio quella della divulgazione del sistema biologico, dell'agricoltura biologica in generale e di tutto quello che questo tipo di produzioni coinvolge. È stato fatto un lavoro molto importante. Siamo in un momento molto particolare, siamo nel momento in cui la Regione sta scrivendo il complemento di programmazione per quanto riguarda la prossima programmazione comunitaria. Nell'ambito della prossima programmazione comunitaria c'è un obiettivo / aspirazione, mi dicono più correttamente, che è quello di arrivare a un 25% di superficie condotta con agricoltura biologica alla fine della programmazione. La Regione Friuli Venezia Giulia già nell'attuale programmazione ha fatto sforzi importantissimi per aumentare le proprie produzioni, le proprie superfici, perché si partiva da una situazione in cui eravamo la regione con la minor percentuale di superficie biologica utilizzata, ma a livello di popolazione, di consumatori, la regione in cui c'era la massima richiesta di produzione biologica. E quindi c'era una forte discrasia fra quella che era la capacità di produzione dell'agricoltura regionale e quella che era la richiesta dei consumatori. L'obiettivo è stato appunto quello di incrementare molto fortemente l'agricoltura biologica in regione e da questo punto di vista credo ci sia riusciti, poi vedremo nelle relazioni successive dove siamo arrivati, ma sostanzialmente il sostegno finanziario dato all'agricoltura biologica attraverso la programmazione dello sviluppo rurale ha inciso fortemente, sono state investite risorse veramente importanti. Io quando qualche giorno fa pensavo a cosa potevo dire nella parte introduttiva di questo convegno, mi è venuto un ricordo in mente. Chiederei, se possibile, far partire un'immagine che ho messo sul video, così per darvi un'idea da dove siamo partiti. Il file è agricoltura biologica. Eccolo qua. Allora, vi do una data, che è questa, 19 maggio 1983. Questa è una rivista piuttosto nota, Informatore Agrario. In quell'anno uscì un articolo che era questo. Agricoltura, tra virgolette, biologica, chiuse virgolette, un boom tra fantasia, realtà ed utopia. Uno dei due autori
è il professor Luigi Giardini. Il professor Giardini, forse se ci sono degli studenti qui, forse staranno ancora studiando sui suoi testi, perché era un luminare dell'agronomia. Lo è stato per molti anni, ha scritto moltissimi testi e ha scritto questo articolo perché in quel momento si parlava di biologico senza nemmeno sapere esattamente cosa si stava dicendo. Nell'articolo, se poi qualcuno lo desidera posso farvelo avere, si fa una descrizione appunto di vari sistemi, passando dal metodo dell'agricoltura biologica, così tra virgolette, al metodo Hausmann, all'agricoltura biodinamica e quant'altro. Era un articolo molto critico. Erano anni in cui, mi ricordo qui in Friuli Venezia Giulia, si parlava di etero lanciato e si facevano riordini fondiari in un certo modo, sicuramente non molto rispettoso della biodiversità come si sta facendo adesso. In quella data io stavo facendo la mia tesi di laurea e guarda caso il mio relatore era proprio il professor Giardini. Lavoravo, fra l'altro, dove facevo la tesi, nella stanza con una persona che era l'iniziatore dell'agricoltura biologica e biodinamica nel Friuli Venezia Giulia. Era assolutamente un pioniere e si stava parlando di qualche cosa che in realtà ancora non sapevamo cosa fosse. Parlando con il professor Giardini, così gli ho chiesto ma come mai un articolo di questo tipo? E lui mi rispose, ma perché voglio porre fine a tutta una serie di fantasie che stanno girando nel mondo dell'agronomia. E dal suo punto di vista aveva ragione, nel senso che si stava parlando di qualche cosa che non era ancora definito. C'era qualcuno che cercava di fare agricoltura biologica senza però dei disciplinari chiari, senza una regolamentazione. Questo aveva comportato anche dei problemi per alcuni agricoltori che avevano così incautamente etichettato come biologica certe produzioni, ma non c'era nulla che potesse dire perché quella produzione era biologica. Quindi partiamo da qui, partiamo da una situazione di questo tipo. Come al solito, come spesso accade, è stata l'Unione Europea che ci ha dato un'indicazione e una strada. Con il regolamento comunitario, lo sono scritto per non sbagliare, del 24 giugno del 91, il regolamento CE 2092. Questo è stato il primo regolamento che ha codificato il metodo. Quindi, in quel momento, si è cominciato a dire un alimento, un prodotto agricolo, per essere definito biologico, deve avere queste caratteristiche, deve essere fatto in questo modo, secondo questi disciplinari. Io sto parlando così senza essermi particolarmente informato, poi sicuramente alla mia destra qui sul tavolo ci sono dei tecnici, dei professionisti, dei docenti molto, molto preparati che potranno eventualmente correggermi e definire meglio. Però volevo semplicemente darvi un'idea di quello che è successo in 40 anni ormai, però di come è cambiato l'approccio, di come è cambiato il sistema e anche il modo di percepire determinate questioni. Sempre pensando a cosa potevo dire oggi, per caso mi è capitato invece un articolo di un'altra rivista, recentissimo, credo una decina di giorni fa, dove si fa un discorso secondo me estremamente interessante e viene detto chiaramente, è stata fatta sostanzialmente una valutazione dei ricavi dell'agricoltura biologica rispetto all'agricoltura tradizionale. Il titolo è molto significativo. Dice, biologico, ricavi superiori del 15-20% rispetto al convenzionale, senza tener conto dei contributi regionali per conversione e mantenimento. Allora, questa cosa mi ha veramente colpito. Intanto bisogna verificare, perché ovviamente sono dati messi così, però scritti e pubblicati hanno un certo valore. E poi bisogna stare molto attenti, perché qui si parla di questo discorso, ma si fa riferimento a certi settori produttivi. Allora, nel settore, poi c'è un'analisi più precisa, nel settore produttivo, ortofrutta in particolare, indubbiamente l'apprezzamento del consumatore sul biologico è particolarmente elevato, la propensione all'acquisto a prezzi superiori è sicuramente notevole, le produzioni
sono abbastanza importanti, non nella nostra regione, che sia evidente. Anche se ci sono stati molti tentativi e si sta ancora cercando di andare avanti, però in particolare nella nostra regione fare produzione biologica in campo ortofrutta è difficile. Ma perché mi ha colpito molto questo discorso? Perché noi adesso stiamo appunto scrivendo il complemento di programmazione per la prossima programmazione. L'articolo di cui vi ho parlato dice che a livello nazionale i contributi per il biologico ammontano a 720 milioni di euro. È chiaro che sono cifre veramente importanti e sono cifre che dobbiamo decidere nei prossimi anni dove mettere. E quindi dobbiamo fare una grandissima attenzione a capire che settori vogliamo incentivare, quali sono quelli più bisognosi di incentivazione, quali dovrebbero esistere di più, quali magari forse sono già maturi e necessitano di incentivo minore. Questa è un po' la seconda considerazione che volevo fare nelle mie introduzioni. Poi c'è un'altra e si collega a quella che sarà la relazione del professor Barbaro della Scuola Sant'Anna. Perché ci serve più agricoltura biologica? E questa è una domanda fondamentale per il futuro che ci aspetta. Perché noi dobbiamo porci la questione. Se andiamo a incentivare qualcosa, lo facciamo per quale motivo? Quali sono le motivazioni di fondo che ci spingono ad arrivare lì? Allora, vi racconto un'altra cosa. Mentre pensavo alle considerazioni che vi ho appena esternato, stavo facendo un'attività che mi consente di pensare molto. Stavo tagliando il prato. Era domenica, quindi cos'era? Il 20 novembre, qualcosa del genere? E ho pensato, ma quando mai mi è successo di tagliare il prato in questo periodo? E quindi tutto il tema del cambiamento climatico, di quello che sta succedendo, di come l'agricoltura dovrà adattarsi a questo. Forse, ma sono molto interessato a sentire ovviamente la relazione, perché ci serve più agricoltura biologica, forse una risposta potrebbe essere, ma perché magari tramite l'agricoltura biologica riusciamo a contenere, a limitare, a diminuire gli impatti che un certo modo invece di fare agricoltura di altri tempi, che per fortuna comunque è già cambiato, invece ha innescato. Questo è un po' così, degli spunti di riflessioni che lancio, visto che qui ci sono, tra l'altro ho visto dei docenti universitari, ci sono molti studenti che ovviamente in futuro si dedicheranno a queste cose, ma soprattutto c'è chi poi, l'autorità di gestione dei PSR, andrà a scrivere il programma di sviluppo rurale. Quindi dovremo tener conto di tutta una serie di questioni, di tutta una serie di obiettivi e di valutazioni per poter scrivere qualche cosa che sia utile per lo sviluppo della nostra agricoltura e in primis di quella biologica, che sia sostenibile per quanto riguarda i costi che il pubblico sosterrà su questo e che magari aiuti anche a fare in modo che fra 40 anni chi al posto mio faccia il prato non debba farlo a Natale. Vi ringrazio per l'attenzione, auguro un buon lavoro a tutti e un saluto. Arrivederci. Grazie. Grazie al direttore generale di ERSA FVG, il dottor Francesco Biniussi. E allora mi dicono che è già collegato Lukáš Vízek del gabinetto di Frans Timmermans, che è il vicepresidente dell'Unione Europea per quanto riguarda il dato dell'agricoltura biologica e di quello che può essere appunto collegato a tutti gli aspetti inerenti all'agricoltura biologica. Non so se l'abbiamo già, eccolo qui, lo vedo alle mie spalle, per cui mi auguro che mi senta. Non so se Cristina Micheloni vuole dare un saluto. Hi Lucas, thanks. Can you hear us? Thanks for being with us. Yes. Okay, thanks. Good morning. Great.
Just one second. Possiamo mettere l'immagine grande di Lucas perché non ha le slide, per cui se lo mettiamo nella... Sorry, just a technical issue. So I think we can give the floor to Lucas. I'm asking the chair. Yeah, now it's fine. So thanks a lot for sharing and for dedicating us just some time of your that I know is very precious. You are very busy as many people in the Commission in this period, as many things are going on. So, well, when you want, you are really welcome and free to start. As agreed, I will translate your speech. So if you stop from time to time, you give me the possibility to translate. Good. So good morning, everybody. Thank you very much for the invitation. I'm really honored to have the opportunity to address you today. The European Green Deal is at the center of the Commission's policy agenda. Its prime objective is a sustainable, climate-neutral Europe by 2050. This is our agenda to secure investment and growth, and the commitment to climate neutrality is a law. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito, è un onore essere qui con voi e incontrarvi oggi. Il Green Deal europeo è al centro dell'agenda della politica della Commissione. Il suo obiettivo principale è un'Europa sostenibile e climaticamente neutra per il 2050. Questa è la nostra agenda per garantire investimenti e crescita e anche un impegno per la neutralità climatica che ormai è una legge. The farming community has an essential role to play in the achievement of these objectives. Farmers are at the forefront of the consequences of climate change and biodiversity loss. At the same time, unsustainable agricultural practices remain a major driver of biodiversity loss. Organic farmers are the pioneers of the sustainable agriculture of the future. They open ways in greening agriculture and innovative production techniques that are friendly to the environment and promote circularity and animal welfare. Il mondo agricolo ha un ruolo essenziale da svolgere nel raggiungimento di questi obiettivi. Gli agricoltori sono in prima linea nel fronteggiare le conseguenze dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, ma allo stesso tempo le pratiche agricole non sostenibili rimangono un'importante causa di perdita di biodiversità. Gli agricoltori biologici sono i pionieri dell'agricoltura sostenibile del futuro. Essi aprono vie per rendere più verde l'agricoltura e sviluppare tecniche di produzione innovative che rispettano l'ambiente, promuovono la circolarità ed il benessere degli animali. The organic logo reflects the farmers' commitments to these high production standards. Consumers are assured that the product has been made according to very specific and stringent sustainability rules. They can trust the product. Even more importantly, organic farming brings much more nature into our fields and makes farmers more resilient to economic changes, as well as to those brought upon them by increasingly erratic nature and climate. In fact, organic fields have about 30% more biodiversity than conventional agriculture. Organic farming should be a model to follow. It is not the only legally defined sustainable farming system. It is for now the only system which has been recognized by a robust certification method. As such, it should lead by example on the path to sustainable farming practices, a better use of renewable resources, higher animal welfare standards, and higher incomes for farmers. Il logo del biologico riflette gli impegni degli agricoltori nei confronti di questi elevati standard di produzione. I consumatori possono avere la certezza che il prodotto è stato ottenuto secondo regole di sostenibilità molto specifiche e rigorose. Possono fidarsi dei prodotti. Ancora più importante, l'agricoltura biologica porta molta più natura nei campi e rende gli agricoltori più resilienti ai cambiamenti economici, nonché a quelli provocati dagli eventi naturali e climatici sempre più irregolari e imprevedibili. È un fatto che i campi bio abbiano circa il 30% in più di biodiversità rispetto all'agricoltura convenzionale. L'agricoltura biologica deve essere Scusate, mi ero persa un pezzo. L'agricoltura biologica deve essere un modello da seguire. Non è l'unico sistema di agricoltura sostenibile legalmente definito, ma è al momento l'unico sistema riconosciuto da un solido metodo di certificazione. In quanto tale deve condurre dando l'esempio, lungo il cammino verso pratiche agricole sostenibili, un uso migliore delle risorse rinnovabili, standard più elevati in materia di benessere degli animali e redditi più elevati per gli agricoltori. Organic farming can also boost social sustainability in various ways and support the development of rural areas. It can provide possibilities for young farmers and help foster equal access and equal income between women and men in the sector. Studies show that organic farming offers women farm entrepreneurs an easier entry point than conventional sector.
Organic farming has to inspire conventional farming and lead the way. This is why the Farm to Fork strategy and the biodiversity strategy put forward the objective of reaching at least 25% of the EU's agricultural land under organic farming and a significant increase in organic aquaculture by 2030. Current projections predict a remarkable growth of the organic sector during this decade. L'agricoltura biologica può giocare un ruolo chiave nella sostenibilità sociale e sostenere lo sviluppo delle aree rurali. Può offrire la possibilità a giovani agricoltori di contribuire a promuovere la parità di accesso e la parità di reddito fra donne e uomini nel settore. Gli studi dimostrano come l'agricoltura biologica offra alle donne imprenditrici agricole un punto di ingresso facilitato rispetto al settore convenzionale. L'agricoltura biologica deve ispirare l'agricoltura convenzionale e contribuire a fare da apripista. Questo è il motivo per cui la strategia Farm to Fork e la strategia sulla biodiversità propongono un obiettivo minimo di raggiungimento del 25% della superficie agricola della UE in agricoltura biologica e un aumento significativo dell'acquacoltura biologica entro il 2030. Le attuali proiezioni prevedono una notevole crescita del settore biologico durante questo decennio. However, if we continue doing just what we are doing, the share of organic agriculture should reach between 15 to 18% of agricultural land by 2030. In order to boost organic production and consumption, the Commission put forward an action plan. It encourages farmers to convert to organic farming, and it expands the accessibility of organic food to close the gap between a business-as-usual growth curve and the extra effort necessary to reach a 25% target by 2030. My colleague Elena will tell you more about the approach and the individual action as soon as I'm finished. The Commission also works closely with Member States to ensure that national CAP plans provide the necessary support. Tuttavia, se continuiamo a fare semplicemente quello che stiamo facendo, la quota di agricoltura biologica potrà raggiungere tra il 15 e il 18% della superficie agricola entro il 2030. Per aumentare la produzione e il consumo di biologico, la Commissione ha presentato un piano d'azione che incoraggia gli agricoltori a passare all'agricoltura biologica e migliora l'accessibilità al cibo biologico, in modo da colmare il divario fra una curva di crescita normale e lo sforzo extra necessario per raggiungere l'obiettivo del 25% entro il 2030. La mia collega Elena dirà più tardi di più su questo argomento. La Commissione lavora inoltre a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che i piani nazionali della PAC forniscano il sostegno necessario. So organic farming is fantastic, but it will not grow and it will not even live unless there is a demand for organic food. First and foremost, we need to create the market. The good news is that EU citizens increasingly value foods produced with broader benefits for society, such as organic products. The bad news is that organic products often have a reputation of being a luxury. Sometimes this is reflected in higher consumer prices, sometimes it isn't, but the perception is there. Let's also be clear that inflation and the crisis of cost of living have a massive impact on our everyday choices. This is why it is important that national, regional, and local level integrate organic food into everyday life. We need to get organic products into school meals and workplace canteens through public procurement. We need to get organic food into the hospitality sector through incentives and visibility. Supermarkets need to offer organic products through promotion campaigns. This is not something that Brussels can organize. We need help from all levels of public administration and from the private sector. Quindi l'agricoltura biologica è uno strumento fantastico, ma non crescerà e non potrà nemmeno vivere senza la domanda di cibo biologico. Innanzitutto dobbiamo creare un mercato. La buona notizia è che i cittadini UE apprezzano sempre di più gli alimenti prodotti con metodi che portino benefici più ampi per la società, come i prodotti biologici. La cattiva notizia è che i prodotti biologici hanno spesso una reputazione di essere un prodotto di lusso. A volte questo si riflette in prezzi al consumo più elevati, a volte no, ma la percezione c'è. Sia chiaro, l'inflazione e la crisi del costo della vita hanno un impatto enorme sulle nostre scelte quotidiane. Ecco perché è importante che a livello nazionale, regionale e locale gli alimenti biologici si integrino nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo inserire prodotti biologici nei pasti scolastici, nelle mense aziendali, attraverso gli appalti pubblici. Dobbiamo portare il biologico nel settore dell'ospitalità e della ristorazione attraverso incentivi e visibilità. I supermercati devono offrire prodotti biologici attraverso campagne promozionali. Non è qualcosa che può essere organizzato da Bruxelles, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i livelli della pubblica amministrazione e del settore privato. There's also a need to tackle the accessibility and affordability of organic food to help increase access to organic food for low-income families.
For example, member states can lower the VAT rates for organic fruit and vegetables. As we all know, much has happened since the Commission set out its plans for boosting organic agriculture. Both the Farm to Fork strategy and the Organic Action Plan were adopted during COVID. After that, the Russian aggression created shockwaves in our food system. This was further tested by the droughts and extreme weather conditions of the summer. For some, these challenges have called into question our ambitious targets for organic production. However, I believe that this new context has shown even more why our targets are so important and why organic farming is a big part of the answer. C'è anche la necessità di affrontare la riperibilità e l'accessibilità del cibo biologico per offrire la possibilità di mangiare bio alle famiglie a basso reddito. Ad esempio, gli Stati membri possono abbassare le aliquote IVA per l'ortofrutta biologica. Come tutti sappiamo, sono successe molte cose da quando la Commissione ha definito i piani per promuovere l'agricoltura biologica. Sia la strategia Farm to Fork che il piano d'azione biologico sono stati adottati durante il Covid. Successivamente l'aggressione russa ha creato onde d'urto nel nostro sistema alimentare, che è stato ulteriormente messo alla prova dalla siccità e dalle condizioni meteorologiche estreme. Per alcuni queste sfide hanno fatto mettere in dubbio, o comunque mettere qualche dubbio sul fatto che i target sull'agricoltura biologica fossero troppo ambiziose. Comunque io credo che in questo nuovo contesto, soprattutto in questo nuovo contesto, è diventato evidente come i nostri target, i nostri obiettivi sono così importanti e perché l'agricoltura biologica è una buona parte della soluzione. In a year when food security has been put under the spotlight, we are reminded of the many ways in which organic production can increase the resilience of our food system by making it less dependent on unsustainable inputs from unreliable trade partners. In a year of rising production costs for farmers, we are reminded of the different economic and social benefits of organic production by reducing spending on fertilizers, pesticides, and antimicrobials. And in a year of severe weather events, we are reminded of the several essential benefits that organic farming brings for our climate, environment, and biodiversity. Furthermore, we can see evidence that organic agriculture performs better than conventional agriculture in extreme weather conditions like drought. It is clear that against the many challenges we face, organics can contribute with many solutions. In un anno in cui la sicurezza alimentare è stata ed è sotto i riflettori, divengono evidenti in molti modi in cui la produzione biologica può aumentare la resilienza del nostro sistema alimentare, rendendolo meno dipendente da input non sostenibili forniti da partner commerciali inaffidabili. Nello stesso anno di aumento dei costi di produzione per gli agricoltori, ci divengono palesi i diversi vantaggi economici e sociali della produzione biologica, che riduce la spesa per fertilizzanti, pesticidi e antimicrobici. E nello stesso anno di eventi meteorologici estremi ci appaiono chiari i numerosi vantaggi essenziali che l'agricoltura biologica porta al nostro clima, ambiente e biodiversità. Inoltre ci risulta evidente come l'agricoltura biologica possa raggiungere prestazioni migliori rispetto all'agricoltura convenzionale in condizioni meteorologiche estreme come la siccità. Diventa chiaro come, nei confronti delle numerose sfide che ci attendono, l'agricoltura biologica e i suoi prodotti possano contribuire con molte soluzioni. I believe that organic farmers and their associations need to, more than ever, work with consumers. As the winter is approaching, many citizens turn the heating down, not just because gas and energy are expensive, but also because they don't want Europe to send money to Putin. In the same way, citizens need to know that organic products are made without synthetic fertilizers and therefore without Russian gas. They also need to know that organic products ensure food security, and they also need to know that organic farming ensures that the nature survives. Organic farmers have a very positive story to tell. I hope that today's event can be one of many to spread the good news. Credo che gli agricoltori biologici e le loro associazioni debbano, oggi più che mai, lavorare con i consumatori. Con l'avvicinarsi dell'inverno, molti cittadini abbassano il riscaldamento, non solo perché il gas e l'energia sono costosi, ma anche perché non vogliono che l'Europa invii denaro a Putin. Allo stesso modo, i cittadini devono sapere che i prodotti biologici sono realizzati senza fertilizzanti di sintesi, quindi senza gas russo. Devono anche sapere che i prodotti biologici garantiscono la sicurezza alimentare e devono anche sapere che l'agricoltura biologica garantisce che la natura sopravviva. Gli agricoltori biologici hanno una storia molto positiva da raccontare. Spero che l'evento di oggi possa essere uno dei molti eventi per diffondere la buona notizia. Thank you very much for your attention, and special thanks to Christina for helping me with speaking Italian to all of you. You have to trust what I translated, but
Trust me. Grazie a tutti, grazie per l'attenzione e buon lavoro per questa giornata. Lucas, thanks a lot. Thank you. Bene, grazie. Ringraziamo Luca Visek che ci ha già salutato e ci ha lasciato per questo importante intervento. Grazie anche alla dottoressa Cristina Micheloni per la traduzione sul tema ruolo del biologico nelle politiche europee. È la volta adesso di Elena Panichi, capo dell'unità di agricoltura biologica della Commissione europea. Grazie di essere venuta, di essere qui con noi e a lei la parola. Lei ci parlerà del piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica. Grazie, sì, buongiorno a tutti, appunto sono Elena Panichi e sono capo unità dell'unità che si occupa dell'agricoltura biologica presso le istituzioni europee, quindi la Commissione europea e il Direttorato Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale. Brevemente la nostra, anche un po' per inquadrare come funziona questo unicorno di Bruxelles che spesso rimane come una cosa abbastanza vaga, è diciamo l'equivalente tra virgolette di un ministero dove praticamente vengono prodotte tutte quelle che sono le regole di produzione, di controllo, le relazioni internazionali, insomma, che sono alla base del regolamento del biologico che, come sapete, è entrato in vigore quest'anno, il nuovo. Dunque, seguendo un poco il filo di quello che ha detto il predecessore, quindi Luca Visek, un piccolo inquadramento politico di come appunto il biologico si muove in questo panorama, in questo nuovo scenario. Bisogna dire che effettivamente il biologico mai come ora ha beneficiato di una visibilità politica strategica e è stato messo veramente sotto diciamo una nuova luce perché già con la Commissione von der Leyen il primo documento programmatico, quindi il Green Deal, parla dell'agricoltura biologica, il Green Deal che è il documento appunto che si riferisce a un'Europa neutra dal punto di vista emissioni di carbonio da qui al 2050, parla dell'agricoltura biologica come il contributo dell'agricoltura per arrivare a questo obiettivo. Il Green Deal, due strategie vengono poi successivamente pubblicate nel 2020, la Farm to Fork e la strategia sulla biodiversità, che praticamente definiscono questo obiettivo del 25% di superficie agricola biologico da qui al 2030. Perché proprio il biologico? Perché se prendiamo diciamo idealmente i tre bolli che definiscono la sostenibilità, quindi la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale, se li incrociamo vediamo che appunto il biologico trova una sua collocazione nell'incrocio di questi tre aspetti della sostenibilità. Sostenibilità ambientale, sapete meglio di me, è una delle tecniche di gestione aziendale più sostenibile e poi, come appunto ha detto Luca Visek, regolamentato da un regolamento chiaro a livello europeo. Sostenibilità economica perché appunto ancora e anche come ha riferito prima il direttore Minussi ha una certa vantaggio rispetto all'agricoltura convenzionale, e sostenibilità sociale perché appunto è quel tipo di agricoltura che permette un facile accesso alle donne e solleva molto interesse da parte dei giovani. Inquadrando un po' la situazione dal punto di vista dati, che sono sempre utili per vedere di che cosa stiamo parlando, vediamo che con un incremento del 62% delle superfici negli ultimi 10 anni, quindi i dati che sono disponibili sono dati Eurostat che arrivano fino al 2020, tra qualche mese avremo i dati del 21, quindi con una conversione e messa a cultura di 7,5 milioni di ettari negli ultimi 10 anni, l'agricoltura biologica può essere considerata come uno dei settori più dinamici dell'agricoltura europea. In Europa abbiamo 17,7 milioni di ettari che sono dedicati all'agricoltura biologica, vedete poi nel grafico in basso la ripartizione, quindi per la maggior parte, il 40%,
46% terre arabili, 43% prati pascoli e un 11% delle terre per colture permanenti. La Francia è il primo paese a livello di superficie in termini assoluti con 2,4 milioni di ettari, seguito dalla Spagna circa 2 milioni e 2 e l'Italia che ha raggiunto i 2 milioni e così via. Se vediamo questi dati in funzione della superficie diciamo, dal punto di vista superficie agricola utilizzata relativa, vediamo che a livello europeo il 9,1% della SAU è biologica. Nel grafico vedete sotto la ripartizione per Stato membro, quindi Austria e Svezia, diciamo, la fanno da padrone con oltre il 20% di superficie agricola utilizzata, coltivata biologico, e l'Italia comunque ha un ruolo, diciamo, piuttosto rilevante perché appunto presenta il 16% delle superfici coltivate a biologico. Dal punto di vista valore di mercato, il valore del biologico ha raggiunto ormai 45 miliardi d'euro, siamo il secondo mercato unico dopo il Nord America di 53 miliardi d'euro e di cui chiaramente la parte il ruolo principale è svolto dagli Stati Uniti che ha quasi solamente gli Stati Uniti 50 milioni d'euro di valore del mercato del biologico. La Germania a livello europeo è il primo paese, 15 miliardi. E come vedete il secondo paese, la Francia, l'Italia segue in terza posizione comunque con un valore di mercato ancora abbastanza limitato perché non raggiunge i 4 miliardi di euro. Un dato molto interessante è anche la spesa pro capite, perché così rimette, diciamo, in un contesto più facilmente misurabile dal cittadino quelle che sono appunto questi grossi dati, miliardi d'euro, e vediamo che la Danimarca è il paese dove si consuma più prodotto biologico, sia in termini assoluti che in termini relativi, quindi 384 euro vengono spesi pro capite per anno da il consumatore danese, che corrisponde circa al 13% degli acquisti del paniere biologico, mentre a livello europeo la media è di 102 euro per capita per anno. Interessante anche vedere il dato dell'Italia che si aggira sui 70 euro pro capite appunto per anno per cittadino italiano. Questo dato è molto importante. Lo vedremo poi successivamente anche in relazione ai dati della SAU, per quello poi che è stato detto precedentemente sul ruolo della Farm to Fork Strategy e della Biodiversity Strategy, quindi, e l'obiettivo del 25% che deve essere raggiunto da qui al 2030 in termini di agricoltura biologica. Vediamo perché biologico. Come è già stato detto, le rese inferiori sono compensate da dei prezzi più elevati, chiaramente le rese sono inferiori, su questo non c'è nulla da dire, anche se la ricerca sta facendo moltissimo. Dobbiamo pensare che la ricerca negli ultimi anni veramente ha concentrato molto sforzo e interesse soprattutto nel miglioramento delle rese. Se io penso già a 7 anni fa circa, quando sono arrivata nell'unità appunto che si occupa di biologico, si può dire che erano anni luce dallo sviluppo sia politico che tecnico che sta vivendo adesso. Il premium price quindi è ancora interessante quando il prodotto viene certificato, come sono stati detti anche i riferiti dai precedenti relatori, e anche se i margini sono più elevati per unità produttiva, le dinamiche purtroppo rimangono le stesse un po' del convenzionale, quindi la ripartizione del valore nella catena nella supply chain rimane sempre, diciamo, un po' svantaggiosa per l'agricoltore biologico, anche se comunque i margini rimangono più elevati. Qui sotto abbiamo dei grafici che illustrano appunto la linea tratteggiata e fatto 100 il convenzionale, quindi vedete come si posizionano sia il grano tenero e il latte biologico in rapporto a quello che sono i dati disponibili del prezzo del convenzionale. L'attrazione all'ambiente dal punto di vista della prospettiva del consumatore, perché il consumatore sceglie biologico, il driver principale è l'importanza e l'attenzione verso delle problematiche ambientali e la necessità di poter consumare dei prodotti che sono OGM free.
E larga diffusione di prodotti biologici è per le uova, frutta e verdura e latticini, mentre meno diffuse sono le bevande, escluso chiaramente il vino che invece sta vivendo un momento di gloria, e carne e prodotti trasformati. Quindi arriviamo un po' diciamo, al centro di questa conversazione, perché che cosa fa la Commissione per lo sviluppo del biologico? Allora, abbiamo visto i dati, siamo al 9,1%, dobbiamo arrivare al 25% e quindi per stimolare la crescita in questo lasso di tempo comunque relativamente breve, perché comunque già siamo al 2022 e il 23 alle porte e quindi il 2030 e dopodomani, la Commissione europea ha messo in atto un piano d'azione per accompagnare lo sviluppo della crescita, per accompagnare la crescita del biologico in maniera armoniosa per raggiungere questo 25%. Allora, innanzitutto bisogna ricordare che l'obiettivo del 25% è un obiettivo europeo, quindi non si richiede a tutti gli Stati membri di arrivare al 25%, ma di contribuire secondo le proprie capacità e potenzialità del Paese a una crescita a livello europeo. Quindi almeno il 25% della superficie agricola coltivata con metodi biologici e aumento significativo della coltura biologica. È importante ricordare perché appunto l'agricoltura biologica, perché ha altri risvolti positivi, quindi contribuisce anche ad altri target che vengono definiti nella Farm to Fork Strategy, soprattutto ecco, per aumento della biodiversità, riduzione dell'uso dei pesticidi, benessere animale, eccetera. Quindi ha diciamo un effetto moltiplicatore su tutte quelle che sono gli obiettivi che sono incapsulati nella Farm to Fork e Biodiversity Strategy. È un obiettivo ambizioso perché già come ha detto Luca Visek, se dovessimo lasciare una crescita naturale del settore si arriverebbe a 15-18% e appunto bisogna far di più per passare questo livello. Ma le grosse sfide sono il fatto che ci sono molti paesi che hanno veramente magari una grande potenzialità o un grande sviluppo agricolo, ma con delle percentuali di SAU veramente limitate. Se pensiamo ad esempio Romania, Polonia, eccetera, che rimangono a dei livelli piuttosto bassi, 3,5-4% di SAU. Mentre appunto abbiamo visto che ci sono anche altri paesi che sono più virtuosi, tra cui anche l'Italia, in cui lo sviluppo delle superfici biologiche è molto più elevato. Quindi questo piano d'azione è stato creato proprio in maniera per creare un ambiente favorevole per la conversione al biologico. È stato strutturato in funzione della domanda perché secondo noi lo strumento principale, il driver principale per motivare la conversione al biologico è l'aumento del consumo da parte dei cittadini europei. Come avete visto i dati precedenti, abbiamo visto che si consuma a livello europeo 102 euro per capita per anno. Ora potete capire che 102 euro sono veramente bassi come valori, rappresentano il 3% del totale dei consumi del cittadino europeo per capita, quindi c'è comunque margine di crescita e c'è margine di poter espandere questo consumo dei prodotti biologici. Quindi principalmente far crescere il biologico in funzione della domanda, aumentare i consumi e in quel momento, quindi il primo asse di questo piano d'azione appunto è focalizzato sulla crescita della domanda, il secondo asse è focalizzato sulla messa a disposizione di strumenti per la conversione, quindi dagli strumenti più tradizionali tipo i fondi della PAC, ma anche degli strumenti proprio di creazione di base della conoscenza per permettere agli agricoltori e agli operatori di conoscere il mercato per poter effettuare delle scelte aziendali in totale consapevolezza. E l'ultimo asse è l'asse che si occupa della sostenibilità, perché già abbiamo detto l'agricoltura biologica è il metodo più sostenibile dal punto di vista appunto produzione, ma possiamo far di più perché sapete meglio di me che ci sono molti detrattori del bio che dicono sì, ma poi dopo c'è la plastica, poi ci sono le usate l'acqua, eccetera, come tutti gli altri tipi di agricoltura, però chiaramente possiamo fare di più e possiamo fare meglio ed è utile anche investire perché ci siano dei miglioramenti da questo punto di vista.
Il piano d'azione è strutturato per coinvolgere tutta l'intera catena del valore, quindi proprio dall'azienda fino alla grande distribuzione, al consumatore, e soprattutto è importante, ecco, appunto, come vedrete, coinvolgere anche la grande distribuzione perché permetta proprio al consumatore di trovare il prodotto biologico. Io vivo a Bruxelles, dove comunque è molto difficile non imbattersi in un prodotto biologico o in un negozio biologico, però effettivamente mi rendo conto girando che è, diciamo, un caso più unico che raro, perché negli altri paesi, diciamo, la disponibilità nei supermercati è abbastanza limitata, o ci sono dei negozi specializzati che però sono, diciamo, obiettivo, sono target di un certo tipo di consumatore che già ha una diciamo, un'educazione al biologico, ma per il consumatore, diciamo, normale che prova un po' di tutto è più difficile trovare i prodotti biologici. E poi chiaramente coinvolge numerosi portatori di interessi, perché noi siamo convinti che non deve essere un piano d'azione che viene fatto da Bruxelles e rimane lì, ma deve essere un'azione che viene fatta da tutte le parti e cioè viene presa seriamente e implementata da tutti i portatori di interesse. Quindi questo vi ho già spiegato. Una questione molto importante: abbiamo lavorato perché l'agricoltura biologica fosse presente nei piani strategici nazionali in maniera diciamo commisurata a quelle che erano le potenzialità e le necessità del paese, e abbiamo anche invitato, e quasi tutti i paesi hanno comunque risposto a questo nostro invito, a produrre un piano d'azione nazionale per il biologico, che è molto utile perché appunto il paese è quello principalmente, i vari stati membri sanno quali sono le necessità e quali sono i punti di forza e le debolezze che devono essere rafforzate nel proprio territorio. Hanno comunque una visione più capillare di quelle che sono le necessità del territorio. Ora, chiaramente non vi ammorbo con 23 azioni, perché sennò facciamo domattina. Ho selezionato delle azioni che possono, secondo me, sono le più indicative, che possono essere veramente dare un po' un quadro di quello che è la forza di questo piano d'azione. Quindi l'asse numero 1, alimenti e prodotti biologici per tutti, quindi stimolare la domanda per permettere appunto a quanti più consumatori di potersi avvicinare al prodotto biologico. Innanzitutto è utile stimolare la promozione e l'informazione, quindi sono stati dedicati fondi specifici per la promozione di prodotti biologici sia nei paesi europei che nei paesi terzi, e quindi è la prima volta che veramente viene, come dire, viene individuato uno specifico settore e vengono messi a disposizione dei fondi specifici per la promozione. Il primo anno questi fondi sono andati totalmente esauriti perché c'è stato un grossissimo entusiasmo e quindi è stato destinato un livello superiore di finanziamenti. E stimolare la visibilità poi è anche utile non soltanto la promozione, anche informazione su quali sono i benefici dell'agricoltura biologica, perché poi lo vedremo anche nel ruolo delle mense scolastiche. Non si può stimolare il consumo del prodotto biologico senza spiegare quello che è il messaggio che è dietro l'agricoltura biologica, in termini di valori ambientali, valori sulla biodiversità, protezione del suolo e tutti i benefici che effettivamente rendono il prodotto biologico diverso da un prodotto convenzionale. Appunto, una delle azioni che secondo noi è faro in questo piano d'azione è la promozione dell'uso dei prodotti biologici all'interno delle mense scolastiche. Voi pensate che la città di Roma serve ogni giorno 1 milione di pasti in mense pubbliche, quindi mense scolastiche, ho detto, sono mense pubbliche in generale, quindi mense delle scuole, mense degli ospedali, delle pubbliche amministrazioni, quindi immaginatevi, moltiplicate questo dato per tutte le città europee e vi rendete conto che il livello che si può raggiungere di consumo col prodotto di prodotti biologici è veramente un livello elevato, che può essere, diciamo, gestito direttamente da delle zone che sono in prossimità delle grosse città, ma comunque generano un indotto non indifferente per il settore biologico. C'è da tenere in conto che il prodotto biologico, ci sono città già che sono arrivate al 100% di mense pubbliche biologiche. Abbiamo gli esempi di Copenaghen e Vienna, dove comunque anche hanno fatto studi per vedere se i costi erano superiori e riescono a mantenere i costi di gestione allo stesso livello della mensa convenzionale. Qui è un discorso che deve essere veramente fatto in senso più ampio,
perché effettivamente non puoi soltanto pensare cambio la mela biologica, la mela convenzionale con la mela biologica, ma bisogna veramente pensare a ristrutturare tutto quello che è la ristorazione collettiva per evitare sprechi e per permettere il contenimento dei costi. Inoltre, una cosa molto importante da associare alle mense scolastiche è l'informazione del consumatore, perché torna a dire, se viene soltanto servito un pasto biologico senza spiegare cosa c'è dietro il prodotto, chiaramente rimane un pasto come tanti altri, mentre se viene accompagnato da una buona azione di comunicazione e di informazione, permette chiaramente che una volta tornati a casa i consumatori possano comunque continuare nella loro scelta quando vanno a fare la spesa. Chiaramente per le pubbliche amministrazioni uno strumento che viene incontro è l'uso degli appalti verdi, che già erano stati definiti negli anni scorsi con l'introduzione del criterio del biologico nei bandi, e chiaramente ecco, è utile che ci sia formazione anche a livello degli operatori delle pubbliche amministrazioni, che possano prendere coscienza e consapevolezza di come devono essere fatti questi appalti verdi per permettere appunto il consumo di prodotti biologici. Un altro programma che da tanti anni funziona a livello di Commissione europea è sul territorio nazionale, europeo in generale, è il programma di frutta nelle scuole. In questo caso abbiamo richiesto che venga inserito un criterio anche di maggior percentuale di frutta e latte biologici nelle scuole, per poter appunto anche in questo caso educare i bambini che saranno i consumatori di domani. L'azione numero 8 appunto rafforza la relazione tra i taglianti, i grossisti, i servizi di ristorazione, quindi creare veramente tutta una catena che permetta lo sviluppo del biologico, e addirittura sono stati firmati degli accordi con determinate società di retail, quindi di grande distribuzione, nella quale appunto si viene preso l'impegno di aumentare lo spazio destinato a prodotti ad alta sostenibilità, tra cui anche il prodotto biologico. Poi c'è tutta una serie di azioni alle quali noi teniamo molto, quindi è prevenire le frodi alimentari e rafforzare la fiducia del consumatore, perché voi sapete che comunque il prodotto biologico è riconosciuto dal logo e gode di fiducia del consumatore, e quindi effettivamente bisogna lavorare estremamente a tutti i livelli per poter preservare l'integrità del prodotto e permettere al consumatore di essere certo che quando compra un prodotto biologico effettivamente sta pagando per qualche cosa che è stato prodotto secondo un regolamento. Il secondo asse è stimolare la conversione e rafforzare la conoscenza del biologico. Appunto nel quadro della nuova PAC e dei piani strategici nazionali abbiamo lavorato perché appunto, come ho detto prima, il biologico avesse un ruolo predominante, quindi che ci fosse una giusta allocazione di finanziamenti proprio per gli agricoltori biologici. Stiamo lavorando per sviluppare quanto più possibile analisi di mercato, sia dal punto di vista proprio dei prezzi e analisi settoriali, per poter appunto dare la conoscenza agli operatori di quello che è il mercato e di come sta evolvendo il mercato, per poter permettere appunto una conoscenza e prendere decisioni commisurate, e sostenere in generale ecco, l'organizzazione della catena alimentare, quindi dare informazioni sulle certificazioni di gruppo, creare delle opportunità per le filiere corte, che effettivamente sono quelle che preservano maggiormente comunque il reddito dell'agricoltore. Sia dal punto di vista ecco, di commercio della filiera corta, proprio del commercio del prodotto, anche della trasformazione, perché spesso abbiamo visto che molti operatori producono ma non sanno dove poter conferire il loro prodotto per la trasformazione, quindi questo qui è un problema al quale si deve ovviare, creando effettivamente delle infrastrutture che permettano agli agricoltori di poter poi
produrre in maniera biologica, conferire il loro prodotto e chiaramente beneficiare di quello che è il valore aggiunto che questo tipo di gestione permette, che non finisca il prodotto nella filiera convenzionale, dove praticamente sarebbe uno spreco di energie e di possibilità. E incoraggiare gli Stati membri a sostenere lo sviluppo e l'attuazione dei biodistretti. Anche questo è un programma molto interessante di cui l'Italia è la principale, diciamo, il principale motore. I primi biodistretti sono stati appunto creati in Italia nel Cilento, e in Italia si sono diffusi in maniera esponenziale. Sono praticamente delle aree dove il concetto della sostenibilità in senso ampio e poi specificamente l'agricoltura biologica dal punto di vista agricolo, diciamo, sono il leitmotiv dello sviluppo di una determinata area. In questo caso le piccole e medie aziende, strutture turistiche, appunto aziende biologiche che creano comunque un indotto, un interesse per lo sviluppo socio-economico di un determinato territorio. Come ho detto, il biologico che dà l'esempio, che migliora il contributo alla sostenibilità, e sto arrivando alla conclusione, quindi ridurre l'impronta ambientale e climatica, quindi adottare misure per il risparmio energetico, per incrementare l'uso delle risorse, del riciclo delle risorse, quindi acqua, energie alternative, energie rinnovabili e aziende pilota che possano veramente lavorare per sviluppare la ricerca sul ruolo dei suoli biologici nella cattura del CO2. Migliorare la biodiversità genetica, aumentare le rese. Anche in questo caso sono stati allocati il 30% dei fondi Horizon, quindi fondi per la ricerca, sono stati, quelli specifici per l'agricoltura, sono stati allocati per progetti che sono specifici o inerenti all'agricoltura biologica. Quindi questo è molto importante, perché appunto bisogna dare agli agricoltori gli strumenti giusti per poter competere in un mercato globale. Quindi effettivamente se le rese sono più basse, nel lungo periodo l'agricoltore può avere delle reticenze a convertirsi. E in questo caso, ecco, molte delle risorse sono proprio finalizzate allo studio delle varietà che sono specifiche o adattate all'agricoltura biologica. Come è stato detto prima anche da Luca Vise, che l'agricoltura biologica appunto ha queste varietà che permettono, se uno fa agricoltura biologica con varietà tradizionali, c'ha dei risultati. Se effettivamente vengono poi utilizzate delle varietà che sono adattate alla produzione biologica, che quindi riescono a reggere meglio stress idrici, stress climatici, eccetera, che sono praticamente la realtà alla quale andiamo, con la quale ci confrontiamo ogni anno, chiaramente i risultati saranno indubbiamente migliori. Anche le alternative ai prodotti, chiaramente la produzione biologica si basa su una serie di prodotti di origine naturale, e in questo caso è utile rafforzare la ricerca per trovare sempre più sostanze che possano essere utili come supporto alla produzione vegetale. Abbiamo detto le risorse, quindi innanzitutto la stabilità, le risorse di questo piano d'azione. Chiaramente non è stato allocato un budget specifico per il piano d'azione, ma sono state, diciamo, convogliate tutte le risorse attuali in questo piano d'azione, diciamo, con abbiamo detto i finanziamenti della PAC, chiaramente, che erano già in essere, ma sono stati, diciamo, focalizzati anche per il biologico. Horizon Europe, quando l'abbiamo già spiegato, la politica di promozione agricola per quest'anno ci sono 50 milioni di euro a disposizione, e soprattutto la stabilità giuridica del nuovo regolamento europeo, che è entrato in vigore, come ho detto, il 1° gennaio di quest'anno, che permette praticamente agli agricoltori di poter affrontare gli investimenti con una certa serenità, sapendo che comunque si spera nei prossimi 20, 30 o 40 anni il regolamento non cambi, perché è stato un lavoraccio. Allora, concludo dicendo che il piano d'azione ha anche 3 attività che sono, secondo me, molto interessanti, veramente molto forti dal punto di vista comunicazione, e sono
il gruppo degli ambasciatori del biologico, che sono un gruppo di esperti per Stato membro che si riunisce 3-4 volte l'anno per scambiare quelle che sono le pratiche, le idee, le iniziative che vengono messe in atto a livello nazionale. Indubbiamente l'Italia ha un ruolo, diciamo, un po' di guida, perché l'agricoltura biologica è molto sviluppata non soltanto dal punto di vista territoriale, ma anche proprio come iniziative specifiche. Faccio appunto l'esempio dei biodistretti, che sono diciamo un po' il caposaldo dell'agricoltura biologica italiana, e quindi praticamente in questo modo si trasmette l'informazione a altri paesi che hanno meno familiarità e che possono trovare in questo caso degli spunti per poter applicare anche sul loro territorio e quindi contribuire anche in questo caso a un incremento delle superfici per raggiungere il 25%. Poi, come sapete, il 23 settembre è stato dichiarato a livello europeo come giornata dell'agricoltura biologica. È un momento di riflessione di tutto il settore agricolo su quello che sono insomma, le potenzialità dell'agricoltura biologica, ed è stato veramente pensato come un momento per celebrare lo sforzo che gli agricoltori biologici ogni giorno mettono in campo per comunque contribuire a un sistema agroalimentare più sostenibile. E per concludere, i premi per il biologico che sono stati consegnati quest'anno. Ogni anno vengono definite 8 categorie di premiati, quindi miglior azienda, miglior agricoltore uomo, miglior agricoltore donna, miglior biodistretto, miglior piccola media azienda, eccetera. E in questo caso è stato celebrato durante il giorno del biologico, quindi il 23 settembre. Questi premi sono stati consegnati dal commissario, quindi si riapriranno i bandi adesso a marzo del 2023 per i premi del 23, quindi se c'è qualcuno interessato seguiteci sui vari social e troverete le informazioni per potervi candidare per i premi agricoli. Questo è tutto, vi ringrazio e se avete domande sono pronta. Grazie. Grazie alla dottoressa Panichi per le tantissime informazioni che ci ha dato. E adesso la volta di Paolo Barberi. Io prima di dargli la parola voglio però ringraziare per la loro presenza tutti voi, ma vedo tra i tanti, poi qualcuno me ne è sfuggito sicuramente, poi ad una certa età con gli occhiali anche si fa difficoltà, ma il professore Di Piasentier, lo ringrazio, direttore di dipartimento della nostra Università di Udine, responsabile della didattica, il professor Fabiano Miceli, sempre di Uniud, Università di Udine. Ringrazio il presidente del biodistretto di Trento, Giuliano Micheletti, che ci ha raggiunto appunto da Trento, così come Luca Pedron della etichetta Ferrari Trento, ovvero del gruppo Lunelli. Sono comunque tanti altri in sala a seguire. Quindi li ringrazio veramente tutti. Adesso diamo la parola al dottor Paolo Barberi, professor Paolo Barberi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ci parlerà perché ci serve più agricoltura biologica. E questa è la domanda delle domande, possiamo dire, per cui, professore, l'ascoltiamo con grande interesse. Voglio anche ricordare, visto che mi sono preso 2 attimi di tempo, che è disponibile e al termine verrà consegnata questa pubblicazione, che è veramente bella, interessante, Voglia di Bio, una guida pratica alle produzioni vegetali biologiche. C'è anche il sito vogliadibio.info che è assolutamente ricco di informazioni. Dopo il professor Barberi avremo 15 minuti per il coffee break, quindi prego gli organizzatori di predisporre in orario appunto il coffee break. Durerà 15 minuti per poi passare alla seconda parte di questo convegno. E durante il coffee break faremo vedere 3 interessanti video realizzati dai ragazzi, dai giovani sul tema bio.
Scusi, professor Barberi, se l'ho fatta un po' attendere. Prego, a lei la parola. Ci mancherebbe altro. Buongiorno a tutti, sempre un piacere avere la possibilità di tornare in Friuli, quindi ringrazio Cristina, ringrazio tutti gli organizzatori per questa opportunità, e quello che cercherò di fare nei prossimi più o meno 20 minuti è quello di dare sostanza a questa affermazione netta che vedete nel titolo della mia presentazione. Quindi farò un excursus su diversi aspetti dell'agricoltura biologica, spesso facendo riferimento a un confronto anche col convenzionale, per cercare di giustificare la risposta alla domanda delle domande, così come è stata definita. E comincio focalizzando la vostra attenzione sulla immagine che ho scelto come sfondo per la diapositiva titolo. Le bandierine arancioni coprono per motivi di privacy il nome delle due aziende che sono qui rappresentate. Questo è un pezzo di territorio, un'immagine dall'alto, di una zona della Toscana al confine fra le province di Pisa, Siena e Firenze, una zona molto bella dal punto di vista naturalistico, zona collinare. Vedete che c'è una strada nel mezzo di questa immagine che delimita due mondi molto diversi, anche se appartenenti allo stesso territorio. Sulla destra c'è un'azienda biologica di grandi dimensioni rispetto a questo concetto per il nostro territorio, parliamo di oltre 200 ettari, che è molto diversificata. Questa è la zona dove si fa orticoltura, ci sono diversi terreni, quelli più chiari dove si fa cerealicoltura, ci sono pascoli o prati pascoli, questi più verdi, c'è molto bosco, c'è un frutteto, ci sono allevamenti, c'è un allevamento bovino, un allevamento caprino, ci sono avicoli, si fa apicoltura nel bosco, e questa è un'azienda di riferimento non soltanto nel panorama biologico ma per l'intero territorio, perché grazie alla diversificazione è molto attiva e molto di successo. Sul lato sinistro della strada vediamo un'azienda che ha anch'essa molto bosco, le dimensioni degli appezzamenti sono abbastanza simili a quelle dell'azienda biologica, però vedete che il colore degli appezzamenti è grigiastro. Cosa significa questo? Questi sono terreni abbandonati, non sono più coltivati. Questa azienda è stata riconvertita come un resort anche abbastanza di lusso, quindi a scopo turistico, è uscita dal panorama delle aziende agricole. Che cosa faceva questa azienda? Era specializzata nella produzione di grano duro. Ha sofferto la specializzazione e soprattutto l'ondeggiare dei prezzi dei prodotti e l'aumento dei costi di mercato, tant'è che a un certo punto il proprietario ha detto: ma sai che c'è, io esco dall'agricoltura e riconverto la mia attività sul fronte turistico. Niente di male, però è chiaro che questo ha un impatto sull'agricoltura a livello territoriale. E tutto questo mi porta alla prima considerazione, il problema dell'abbandono delle terre coltivate. In questa mappa che è tratta da una indagine di Eurostat di 8-9 anni fa, proprio sull'abbandono delle terre agricole a livello dell'Unione Europea, vedete che le regioni caratterizzate da un colore verde più scuro sono quelle che presentano il maggior grado di abbandono a livello dell'Unione Europea. Quindi vedete che nell'area mediterranea, ma anche in alcuni spot della Scandinavia e soprattutto dell'Est Europa, c'è una percentuale di abbandono delle terre agricole piuttosto significativa. La mia regione, la Toscana, non brilla particolarmente in questa classifica e si situa con circa il 30% di terreni agricoli abbandonati. Quindi 1 ettaro su 3 ettari che vedete in Toscana, se ci andate, non è coltivato, e questo è preoccupante come dato, e anche abbastanza inaspettato, no? Per l'immagine che uno in genere ha della Toscana Felix, la parte collinare, tutto bello, tutto funziona. Non è esattamente così. Questa indagine dell'Eurostat è interessante perché evidenzia alcuni indicatori che sono collegati al rischio di abbandono dei terreni agricoli. Fondamentalmente questi indicatori sono di due tipologie. Una parte è legata alla ruralità dei territori, cioè territori che sono più remoti rispetto per esempio a centri abitati di una certa consistenza, hanno un maggiore rischio di abbandono. Il valore fondiario limitato è un altro indicatore di rischio, e la mancanza di investimenti
significativi a livello aziendale è un altro indicatore di rischio. Il secondo gruppo di indicatori di rischio è legato alle caratteristiche del conduttore dell'azienda, quindi una maggiore età, quindi l'anzianità del conduttore, un livello di educazione più basso e la scarsa propensione a utilizzare misure di supporto come per esempio gli schemi agroambientali sono altri indicatori che questo studio evidenzia come collegati direttamente al rischio di abbandono. In questo grafico vedete per i 27 paesi dell'Unione Europea il confronto in termini di superfici medie aziendali fra le aziende bio, che sono i valori in blu, e le aziende convenzionali, che sono i valori in rosso. C'è un po' di differenza fra un paese e l'altro, ma complessivamente, lo vediamo come sintesi in questi valori sul lato destro del grafico, cerchiati, mediamente le aziende biologiche nell'Unione Europea hanno superfici più ampie rispetto alle aziende convenzionali. Quest'altro grafico rappresenta la distribuzione in termini di classi di età dei conduttori aziendali in biologico e in convenzionale. Biologico in blu, convenzionale in rosso. Vediamo che anche qui c'è una tendenza abbastanza netta delle aziende biologiche ad avere conduttori più giovani rispetto alle aziende convenzionali. E in questa tabella, che vi riassumo per semplicità, c'è la percentuale di agricoltori che hanno partecipato a attività di formazione specifica nell'ambito del proprio settore. Per quanto riguarda gli agricoltori bio, il tasso di partecipazione a questi eventi di formazione è doppio rispetto agli agricoltori convenzionali e c'è una maggiore percentuale di agricoltrici, quindi di donne, rispetto al corrispondente settore convenzionale. Quindi vediamo qui alcuni esempi che dimostrano quello che porto nel mio primo messaggio, è che sistemi agricoli altamente diversificati, ad alto livello di conoscenza e con maggior presenza di giovani e donne, come l'agricoltura biologica, abbiamo visto da questi dati, sono il miglior antidoto contro l'abbandono delle terre coltivate, quindi il mantenimento della funzione produttiva del territorio. Parlavamo appunto di diversificazione, ci sono diversi articoli scientifici recenti, io farò spesso riferimento a dati di meta-analisi. Cosa sono le meta-analisi? Sono degli studi che raccolgono e analizzano i risultati di altri studi che sono stati pubblicati, decine o centinaia di studi. Qual è l'obiettivo di una meta-analisi? È di dare sostanza scientifica alle evidenze che sono state presentate da tutta una serie di studi condotti in precedenza su un determinato argomento. Quindi diciamo che, in parole povere, è la migliore tipo di evidenza scientifica che noi possiamo presentare. Allora, cosa vediamo in questo grafico tratto da un lavoro pubblicato 2 anni fa su Science, una delle principali riviste scientifiche, una delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali? È una meta-analisi che è andata a vedere, fare un confronto in particolare sui sistemi delle culture di pieno campo in Europa ma anche in altri continenti, confrontando la produzione, quindi la resa, ma anche la fornitura di tutta una serie di servizi ecosistemici che sono tutti i benefici che noi possiamo trarre da un maggiore livello di biodiversità negli agroecosistemi, maggiore fertilità del suolo, contribuzione alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, miglior controllo dei parassiti, eccetera, eccetera. Il confronto è stato fatto alla pari, cioè in ogni ambiente c'era un sistema diversificato confrontato col rispettivo sistema non diversificato. Come sintesi generale, questo è un dato sorprendente e personalmente mi sorprendo di come non abbia avuto un risalto tale rispetto a quello che secondo me questo tipo di indicazione meriterebbe. Nel 63% dei casi il sistema diversificato rispetto al corrispondente sistema non diversificato contemporaneamente permetteva un aumento della resa e un aumento della fornitura di tutta una serie di servizi ecosistemici che sono quelli rappresentati dai pallini dei diversi colori in questo grafico. Questo è un dato secondo me molto positivo ma anche sorprendente, perché per esempio è in contrasto anche con il classico atteggiamento
della politica agricola. Supportiamo economicamente i sistemi più diversificati perché sappiamo che producono di meno. Questo non è sempre vero. Questo è vero in realtà nel 15% dei casi. Questo è quello che ci dice la scienza e la ricerca. Quindi anche questo dovrebbe farci riflettere e comunque far capire che è importante supportare questo tipo di sistemi. Se guardate il colore dei pallini, ci sono alcuni servizi ecosistemici come l'aumento della biodiversità negli agroecosistemi, il supporto degli impollinatori, degli organismi che favoriscono il controllo biologico dei parassiti, tutti quegli aspetti legati alla fertilità del suolo, e vengono sistematicamente migliorati con i sistemi più diversificati. Meno certo è l'effetto sulla regolazione climatica. Questo è un aspetto che sicuramente ci suggerisce che anche dal punto di vista della ricerca, oltre che della pratica, ci sono margini di miglioramento per rendere i sistemi diversificati sempre più in linea con le aspettative della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici di cui parlavamo prima. Questo è il dettaglio, non vi preoccupate, ve lo spiego molto semplicemente. In questo grafico sulla sinistra tutte le pratiche di diversificazione che facevano parte di questo studio sono state considerate assieme. Il focus importante è vedere la differenza relativa tra l'ampiezza della barra verde rispetto alla barra rossa e alla barra grigia. La barra verde rappresenta tutte quelle situazioni in cui la diversificazione culturale ha un effetto positivo sui servizi ecosistemici che vedete elencati qui sull'asse X del grafico. Vedete che proporzionalmente il verde è più grande rispetto agli altri colori. Questo significa che nella stragrande maggioranza dei casi la diversificazione ha un effetto positivo. E quali strategie di diversificazione sono state prese in considerazione? Quelle nella parte destra del grafico, utilizzo di ammendanti e per esempio di tipo organico, riduzione delle lavorazioni, rotazioni più diversificate, la presenza di habitat seminaturali attorno ai campi coltivati maggiormente diversificati, come siepi, boschi, altri habitat di questo tipo, l'inoculazione di microrganismi come per esempio le micorrize, e vedete poi anche l'agricoltura biologica. Il fatto che i valori delle barre siano più bassi significa semplicemente che c'è un minor numero di studi che sono stati condotti, non è relativo direttamente all'effetto. Vedete che anche nel caso dell'agricoltura biologica il verde è prevalente rispetto agli altri colori, quindi ci sono effetti tendenzialmente positivi, ad eccezione di questo che ho indicato con la freccia e che riguarda le rese, l'aspetto che vedevamo prima, no? E di cui discutevamo. Quindi tendenzialmente con l'agricoltura biologica si hanno rese più ridotte rispetto al convenzionale. Però è importante, visto che questo è un aspetto di cui si parla spesso e purtroppo molto a sproposito, perché a volte si sente parlare di riduzione di produzione del 75-80%, si sente parlare di imminente carestia se tutto il mondo coltivasse a biologico. Allora, siccome purtroppo alcuni di questi messaggi vengono dati anche da eminenti miei colleghi accademici, anche per difendere l'onore della categoria, ho deciso riportiamo un pochino di serietà e di verità in questo dibattito, facciamo vedere i dati veri. Allora, quando si parla di gap di produzione fra biologico e convenzionale, il dato migliore, la stima migliore che possiamo avere a livello globale, sempre sulla base delle evidenze suggerite da queste meta-analisi, è attorno al 19-20%, ma questa media nasconde tutta una serie di situazioni molto diverse. Ci sono grandi differenze fra tipi di colture, fra aree geografiche, situazioni pedoclimatiche differenti, quindi bisogna sempre interpretare i dati caso per caso. Un aspetto molto interessante però che ci deriva da queste ricerche è l'osservazione che quando noi gestiamo i sistemi biologici con un maggior livello di diversificazione, per esempio facendo delle rotazioni più complesse o utilizzando le tecniche di policoltura, consociazioni e quant'altro, noi riusciamo a ridurre questo gap di produzione dal 20 all'8-9%. Quindi non tutto il biologico è uguale quando si fa il confronto in termini di produzione rispetto al convenzionale. Ci sono margini per migliorare il biologico e quindi ridurre
questo gap produttivo, come è evidenziato da questo grafico che è tratto da un'altra meta-analisi che specificatamente andava a vedere questi aspetti. Ma c'è un altro aspetto su cui bisogna riflettere. Prima la dottoressa Panichi parlava di necessità di avere varietà migliorate, avere altre soluzioni tecniche più adatte allo spirito e all'approccio dei sistemi biologici. Se noi consideriamo che molti di questi lavori che poi hanno determinato la stima di questo gap si basano su sistemi biologici che inevitabilmente, perché non era possibile fare altrimenti, utilizzavano soluzioni tecniche non ottimali, quindi varietà sviluppate per il convenzionale piuttosto che altre soluzioni tecniche in qualche modo adattate al biologico. Se noi investissimo sulla ricerca di soluzioni più adatte al biologico, molto probabilmente riusciremo ulteriormente a ridurre questo gap. Questa è una riflessione che lancio anche a voi. E questo mi porta al secondo messaggio, e che è che i sistemi agricoli, i sistemi culturali biologici, abbiamo visto, permettono di ottenere numerosi servizi ecosistemici. C'è una differenza di produzione con i sistemi convenzionali, ma questa non è così alta come spesso si pensa, e può essere ridotta con un maggior livello di diversificazione e con l'utilizzo o lo sviluppo di agrotecniche più adatte. Si parla di aspetto legato alla produzione, ma questa è solo la fase a monte di una filiera. Non bisogna dimenticarci che quando facciamo un confronto tra diversi sistemi produttivi bisogna vedere la situazione nel complesso, quindi attraverso tutta la filiera. Questo è un grafico che è tratto da uno studio che abbiamo fatto qualche anno fa, dove attraverso un'analisi LCA, cioè l'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che si basa su tutto un sistema di indicatori che permettono appunto di stimare vari impatti ambientali di processi e prodotti agricoli, siamo andati a confrontare in questo caso per il pomodoro da mensa la stima delle emissioni unitarie, cioè grammi di CO2 per chilogrammo di pomodoro, dovuto a 20 tipi di sistemi di produzione diversi che confrontavano non soltanto il metodo di produzione vero e proprio, avevamo prodotto biologico o integrato, coltivato in pieno campo o in serra, e avevamo 5 sistemi di commercializzazione e consumo che rappresentavano una sorta di gradiente di lunghezza della filiera, andando da filiere corte e quindi prodotto di origine regionale, venduto sfuso in sistemi di vendita diretta, fino a prodotto di origine extraregionale venduto impacchettato sui banchi della grande distribuzione. E vediamo semplicemente due cose da questo grafico. Il primo è che ci sono grandi differenze tra il sistema più virtuoso e quello meno virtuoso, fino a 6 volte tanto in termini di emissione unitarie di CO2 se confrontiamo i due estremi di questa gamma. E semplicemente andando a vedere il caso migliore e il caso peggiore, questo stimola un'altra riflessione, perché vediamo che in entrambi i casi ci riferiamo al prodotto biologico, ma sono due prodotti biologici molto diversi come natura, come spirito e come diciamo, approccio. Il primo, quello con minore emissioni, è un sistema che definirei agroecologico per eccellenza, se con queste termini intendiamo tutti quei metodi e quelle filiere che tendono a valorizzare il contatto diretto fra produttore e consumatore, quindi l'accorciamento della filiera al massimo possibile. La parte celeste del grafico rappresenta le emissioni stimate nella fase di produzione, mentre la parte blu è tutto quello che succede dopo, quindi fino alla fase del consumo. Il sistema peggiore, secondo queste stime, è diciamo il classico pomodoro che si trova bio, che si trova sulla grande distribuzione. Viene da fuori regione, quindi deve viaggiare molto, viene venduto impacchettato e sui banchi della grande distribuzione. Faccio vedere questo non per demonizzare questo tipo di biologico, ma semplicemente per far riflettere che oltre alle modalità di produzione c'è di più, quando soprattutto vogliamo ragionare e dare un peso a diversi aspetti dell'adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici. Velocemente faccio vedere un excursus di altri studi che
si riferiscono ad altri aspetti molto importanti che spesso sono tirati in ballo quando si parla di confronto fra biologico e convenzionale, ad esempio l'effetto sulla qualità dei prodotti, e vedremo dopo alcuni aspetti sulla salute dei consumatori che consumano biologico piuttosto che convenzionale. Questo è uno studio, un'altra meta-analisi pubblicata su una rivista medica, che fa vedere come, per esempio, nel caso del rischio di contaminazione da Escherichia coli in prodotti di origine vegetale o nel caso di contaminazione da batteri patogeni in prodotti di origine animale, non ci sono differenze di rilievo fra biologico e convenzionale, mentre invece per quanto riguarda il minor contenuto di residui di pesticidi ci sono grandi differenze a vantaggio del biologico, come è abbastanza lecito attendersi, rispetto al convenzionale. Abbiamo sentito prima che questa è una delle aspettative più importanti da parte dei consumatori, quindi comprare prodotti che siano garantiti dal punto di vista della riduzione dei residui di queste sostanze. Andiamo a vedere un pochino più in dettaglio alcuni aspetti che riguardano anche la salute nostra come consumatori. Tutti i parametri evidenziati qui in verde sono i casi in cui un consumo regolare di prodotti biologici determina un vantaggio per diversi aspetti qualitativi con implicazioni sulla salute umana rispetto al consumo regolare di prodotti convenzionali. Quali sono questi? Per esempio, un maggiore contenuto in vitamine, in sali minerali, in sostanze antiossidanti, fra cui sostanze fenoliche, che sono uno dei gruppi più importanti di antiossidanti, una maggior presenza di acidi grassi benefici nei prodotti di origine animale e un minor contenuto di cadmio, residui di pesticidi, come abbiamo visto prima, e anche tossine legate al genere Fusarium. Anche questo sfata un po' un mito che spesso si legge sulla stampa, e cioè che i prodotti biologici siano a più rischio di micotossine. Le evidenze scientifiche sembrano andare esattamente in direzione opposta. Gli unici due gruppi di parametri per cui i prodotti convenzionali se la cavano meglio rispetto a quelli bio sono legati a un maggior contenuto di proteine, aminoacidi e azoto nei prodotti di origine vegetale e un maggior contenuto di iodio e selenio nel latte. Vedete, comunque però, diciamo, biologico se la cava molto bene complessivamente. Per quanto riguarda l'aspetto sulla salute, molti risultati sono positivi per il consumo regolare di prodotti biologici, come per esempio una minore incidenza di preeclampsia nelle donne in gravidanza, una maggiore qualità dello sperma non solo nei consumatori di prodotti bio ma anche negli agricoltori bio, e questo è verosimilmente legato alla minore esposizione a pesticidi o altre sostanze negative in questo senso, e una significativa riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, mentre invece per quanto riguarda il cancro, l'incidenza di cancro, non sono emerse differenze significative tra consumo di prodotti biologici e convenzionali. Un altro aspetto, secondo me sorprendente, legato al consumo di prodotti biologici, è evidenziato da questo articolo, da cui si vede che bastano 6 giorni, dopo il passaggio da una dieta convenzionale a una dieta interamente biologica, per abbattere la concentrazione nelle urine di pesticidi di un valore tra il 37 e il 95%, soltanto 6 giorni. Quindi questo è anche un messaggio di speranza, diciamo, no? Dal punto di vista della salute. Non è così complicato e a volte basta anche poco. Mi sto avviando alla conclusione, volevo soltanto far vedere un ultimo aspetto che può apparire banale, ma per molti agricoltori è uno degli aspetti principali, cioè il valore dei prezzi all'origine, che è un po' una stima, se volete grossolana, ma comunque importante, di quanto può convenire coltivare biologico rispetto alla stessa coltura in convenzionale. Questi sono i prezzi all'origine da gennaio a settembre di quest'anno, dati ISMEA, per 4 colture di pieno campo tra le più comuni, frumento tenero, frumento duro, mais e soia. I valori arancioni si riferiscono all'andamento dei prezzi all'origine del prodotto biologico, quelli blu del prodotto corrispondente convenzionale. Vediamo che per i frumenti c'è una differenza che si situa mediamente attorno al 15-17%,
per il mais siamo circa al 32%, per la soia molto di più. La differenza in termini di valore come prezzo all'origine fra soia bio e convenzionale è addirittura del 64%, con i valori della soia bio che a volte superano anche i 1.000 euro per tonnellata. Quindi questo è un aspetto sicuramente interessante per molti agricoltori. Questo mi porta al mio ultimo messaggio, che racchiude un po' queste ultime evidenze, ed è che i sistemi biologici, specialmente se inseriti in sistemi da filiera corta, possono abbattere nettamente le emissioni di gas a effetto serra. Abbiamo visto che hanno effetti decisamente positivi sulla qualità dei prodotti, sulla salute umana, ma anche potenzialmente sul valore economico dei prodotti. E quindi, per concludere, e cercando di sintetizzare un po' tutte queste evidenze che vi ho voluto presentare, abbiamo visto che spesso, facendo un confronto biologico convenzionale, il biologico se la cava meglio dal punto di vista di diversi parametri agroambientali, ma anche socio-economici. E tutto questo, tradotto con un'altra terminologia, significa che la potenzialità dei sistemi bio di essere maggiormente sostenibili, perché ci stiamo riferendo a indicatori, nient'altro che a indicatori di sostenibilità dal punto di vista delle tre gambe della sostenibilità, è piuttosto evidente. Non ci dimentichiamo che questo, rappresentato dal famoso schema dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030, è il nostro quadro di riferimento che ha ispirato il Green Deal europeo, che ha ispirato la Farm to Fork Strategy e al quale tutti i nostri sforzi e anche la nuova PAC si devono indirizzare. Quindi se il biologico ha delle chance migliori per raggiungere questi obiettivi, perché non supportarlo? Quindi sono partito con una domanda, chiudo con un'altra domanda che però è retorica e quindi con questo vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, grazie anche al professor Barberi. Allora, come preannunciato prima, adesso abbiamo il coffee break alle vostre spalle, dietro, piano piano, un po' alla volta, e ci rivediamo qui alle 10:55, tra 15 minuti esatti. Grazie. L'agricoltura industriale controlla estensioni agricole per miliardi di ettari. Vengono trattati con pesticidi e altri composti derivati dal petrolio. Gran parte di questi suoli non vengono coltivati per l'alimentazione umana, ma fondamentalmente per produrre mais e soia per il bestiame allevato in batteria. Nella maggior parte dei casi l'unica cosa che conta nell'agricoltura industriale è ottenere ad ogni costo la massima resa delle colture. I prodotti dell'agricoltura industriale sono sull'ambiente, sull'eccesso di adobbi, energia fossile, utilizzo sbagliato Il termine agricoltura biologica indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica. Il logo biologico fornisce un'identità visiva coerente ai prodotti biologici venduti nell'UE. L'agricoltura biologica è in grado di sostenere, favorire il benessere del suolo, degli animali, delle piante, delle persone e del pianeta. L'agricoltura deve ritornare all'origine. Tutto autoprodotto in azienda, ma è un sacrificio enorme. La prima cosa che dovete capire, il lavoro è la terra.
perché dalla terra deve avvenire qualsiasi forma risultato. Grazie Peppino, perché è un concetto questo, scusa se mi intrometto, è fondamentale, cioè non possiamo non partire dal terreno, è lì. Cioè, sentite parlare lui, sentite parlare un agricoltore, sentirete parlare un frutticoltore, la cosa fondamentale è la facilità del terreno, cosa che purtroppo nessun agricoltore convenzionale tiene in considerazione. Il terreno è solo un supporto, qualcosa a cui, come ha detto lui, portano gli input esterni, chimici, per nutrire le piante. Invece deve essere il terreno che nutre le piante, ma solo un terreno vivo può nutrire la massa dei microrganismi che in quel terreno vivono. C'è bisogno di conoscenza ed è quello che a voi un po' non viene, ultimamente viene abbastanza dato. La prima cosa che dovete capire, il lavoro è la terra, perché dalla terra deve avvenire qualsiasi forma risultato. Cosa ne pensi del biologico? Del biologico penso che sarebbe una cosa molto, ma molto giusta ed utile se ci fosse la possibilità veramente di fare il biologico senza altri sotterfugi. Soprattutto che il biologico diventasse un qualcosa per tutti e non un'eccellenza per pochi. Biologiche cose e per me prodotti naturali, solo naturali. Il biologico è quando un produttore riesce a produrre senza nessun trattamento. Sì, non ci sono veleni, diciamo. Il biologico è l'agricoltura che sfrutta la naturale fertilità del terreno senza l'utilizzo dei pesticidi e degli OGM, ed è importante perché riesce a mantenere un'elevata biodiversità. Che cos'è per lei chilometro zero? Intanto avere rispetto per la natura. E poi io sono molto orientata a queste cose, nel senso che prendo già la frutta, la verdura, chilometro zero, prendo anche pasta biologica, cerco di integrare alla mia alimentazione anche il sapore completamente diverso. Chilometro zero che sottintende la produzione, la vendita di determinati prodotti entro certa area geografica. Questo ne consegue che i prodotti siano freschi, prevalentemente biologici in alcuni casi, e la qualità assolutamente rispetto al prodotto che si trova nella mattina. Lei compra il biologico, sì, perché? Sì, compro biologico e perché? Perché penso che sia una scelta più sana, più sensata, non solo per me e mia famiglia, le persone che compro, anche per permettere la sostenibilità a livello ambientale delle piante. Faccia bene, va bene mangiare bene, quindi si sta meglio. Qualche volta sì, non sempre, perché secondo me ci sono pesticidi che non ci siano e sono sostanze che possono danneggiare il nostro organismo. Quando possibile sì sempre, perché penso che sia la cosa migliore per nutrirsi. Stare biologico è importante perché sostiene un modello di agricoltura sostenibile e fa bene alla natura. Sì. Perché è importante produrre il biologico, secondo lei? È importante produrre biologico, secondo me, perché si mangia e mangiare più sano, più genuino. Coltivando in maniera biologica non utilizzano pesticidi, sostanze chimiche e quindi la frutta è più naturale.
ripetuto si salvaguardano gli insetti e prima di tutto io che tratto queste piante qui sono il primo a non essere avvelenato, a non mangiare avvelenato e non avvelenare la gente. Produrre biologico è al giorno d'oggi la nuova frontiera, in poche parole. Infatti si cerca di avere sempre prodotti genuini e molto più sani anche per il consumatore. E poi anche una bella sfida personale per l'agricoltore. Ecco. Buongiorno, siamo all'Istituto Agrario Il Tagliamento di Spilimbergo, da cui sono venuti fuori quei bei ragazzi che hanno realizzato le interviste ai consumatori di biologico. Oggi invece vogliamo spiegarvi come noi in azienda coltiviamo biologico. Abbiamo iniziato il processo di conversione nel 2017, coltiviamo circa 1 ettaro di meleto, 1 ettaro di vigneto, 1 ettaro anche di orto di pieno campo, alcuni ettari a seminativo e insieme ai ragazzi che ospitiamo della UET abbiamo realizzato anche l'orto Doremi. Per saperne di più sulla coltivazione dei nostri peperoni biologici lascio la parola a Kevin. Questo è l'orto Doremi e davanti a me abbiamo l'aiuola con i peperoncini piccanti e attorno a me abbiamo tutte le altre aiuole ancora per fare le semine successive. Usiamo concimi e letami naturali, compreso il macerato d'ortica per la difesa dell'orto e dell'ambiente. E adesso per parlare dei concimi passo la parola ad Alessandro. La compostiera è stata creata con dei bancali e al suo interno ci sono degli strati alternati di verde e di secco per creare una decomposizione del materiale uniforme. E i bancali sono forati per il passaggio dell'aria che serve per l'attività aerobica dei batteri. Ci sono anche i lombrichi che salgono dal terreno e iniziano la degradazione dei residui verdi e secchi e poi esce il prodotto che è il terreno o humus che viene utilizzato nelle aiuole dell'orto per la coltivazione delle piante. Questo è il bazzotel che serve per ospitare gli insetti impollinatori come le api, le farfalle, e gli insetti utili alla lotta biologica come le coccinelle e le forbici. È costituito da dei pezzi di legno forati che ospitano le api, al cui interno depongono le uova, e poi è costituito da una parte superiore dove c'è le porticine con delle fessure orizzontali che servono per il passaggio delle coccinelle e delle fessure verticali che servono per il passaggio delle farfalle. Per saperne di più sulle confetture lascio la parola a Francesca. Ciao a tutti, qua siamo nella cucina della nostra azienda e su questo tavolo possiamo vedere gli ingredienti per fare la nostra marmellata di pomodori verdi. Per fare la marmellata di pomodori verdi abbiamo bisogno dei pomodori verdi, delle mele, dello zenzero, della scorza di limone e dello zucchero. Questa marmellata qua si abbina bene con formaggi stagionati. Voglia di Dio! Per quanto riguarda la conversione dal conservativo al biologico, che difficoltà avete riscontrato, i costi, i benefici? Allora, diciamo che in linea di massima noi grandi difficoltà non le abbiamo incontrati perché abbiamo rinunciato già in prima battuta alle colture tra virgolette difficili, vale a dire le colture estive che hanno basso difficili, vedi mais, vedi soia, e quindi abbiamo rinunciato a quelle colture lì. Noi avendo l'allevamento possiamo utilizzare tanti foraggi, le farine le facciamo con i pernini, quindi orzi, frumenti, cari, quelle robe lì, o al massimo come i primaverini, tutto più zero proteico come il frumento. Quindi dopo mettiamo sorgo e quindi ci siamo difesi. Quindi avete una buona disponibilità per i incorporati. Sì, sì. E invece per le differenze che avete riscontrato tra la produzione di latte prima e dopo? Allora, noi dobbiamo dire che siamo sempre stati un allevamento, tra virgolette, blando, lento. Quindi le nostre produzioni ce le siamo mantenute.
Abbiamo un po' cambiato la base foraggiera, vale a dire siamo riusciti a migliorare un po' i foraggi, che adesso teniamo al massimo diciamo tutti i foraggi per fare i prezzi migliori. Anche se utilizziamo meno farina siamo riusciti a mantenere le produzioni del latte. Bene. E riguardo l'aspetto economico invece, riguardo la domanda biologica? Allora, l'aspetto economico è legato praticamente al mercato, puramente al mercato. Io dico in linea di massima noi non ci lamentiamo, riusciamo a difenderci, per cui secondo me è stata una scelta buona. Oltre a che non abbiamo affrontato mai con una chimica che per me personalmente è una E un'ultima cosa, dove va a finire il latte che producete? Allora, il latte che produciamo noi, oltre a essere bio e anche no, senza l'utilizzo di antibiotici. Bene, ringraziamo. Grazie infinito, buona giornata. Allora, professor Costantini, dato che lei ha contribuito alla nascita comunque dell'agricoltura biologica in Friuli, come valuta la sua evoluzione fino ad oggi? In Friuli o in generale? Beh, in Friuli è andata bene, però più che questa domanda qua io risponderei un'altra. Visto questo frangente politico, economico, eccetera, vogliamo fare un vero bilancio. Per cui è un'azienda ideale, voi avete visto grandi trattori, quindi tu pensi che c'è un grande consumo energetico. Invece il trattore incide pochissimo, 10%, quindi anche nella produzione di anidride carbonica, riscaldamento globale, tutte queste belle cose. Questa azienda è in perfetto equilibrio con l'ambiente. Qui non arriva soia dal Brasile, qualsiasi altra azienda gli arriva soia dal Brasile e mai spesso altri alimenti, capito? Quindi questa è l'azienda del futuro. Per farti un esempio, adesso si fanno i bilanci ancora in euro, i bilanci vanno fatti in termini energetici, cioè in joule, capite che avete fatto questa, benissimo. Allora, solo di urea in campo di mais, loro qui non hanno mais, per campo di mais normale ci vanno 22 miliardi di joule, 22 gigajoule, solo di consumo energetico, gas di Putin per restare in questo momento, va bene? Ecco, quindi un dispendio energetico terribile, che ovviamente porta, perché per produrre tutto quel continuo lì, partendo dal gas, chiaramente ha un inquinamento di anidride carbonica che è pazzesco. Quindi grossi costi energetici e riscaldamento globale. Questa azienda qui invece è l'ideale per il futuro. Le altre aziende non dovrebbero avere futuro se vogliamo in qualche modo prevenire tutti quei casini terribili che si stanno preparando in questo momento. Quindi qui avete il modello del futuro. Quindi le altre aziende dovrebbero seguire questo esempio, quindi le mete da porsi quali sarebbero principalmente? Utilizzare esattamente come fanno loro le risorse locali. Quindi i foraggi di qui, gli alimenti di qui. Non arriva niente, praticamente niente, o comunque pochissimo, mi pare qualcosina comprano, ma veramente poco. Perché qui anche le proteine sono di produzione aziendale. In altri casi le proteine arrivano dal Brasile, ma ti rendi conto? Sono 2000 chilometri che fa la soia dentro il Brasile, passare poi l'oceano, poi arrivare a Rotterdam e poi girare tutta l'Europa sui camion. Capisci la differenza che c'è in termini energetici, di inquinamenti e di distruzione dell'ambiente brasiliano? Allora le chiedo un'ultima cosa, dici almeno un motivo che ci può convincere diciamo, di convertire la nostra scuola, quindi l'azienda del Paolino, a biologico. Il motivo è didattico, ovviamente essendo un'azienda di una scuola, e il motivo è il futuro. Vogliamo sapere qual è il futuro? Non dico di fare biologico, dico che deve fare senza quelli che in economia si chiamano gli input esterni, cioè utilizzare al massimo, possibilmente tutto, quello che produci in loco. È chiaro che un po' di roba esterna viene sempre, anche perché poi tu vendi e va all'esterno, quindi c'è un po' di... no? Per un'azienda adesso, per essere veramente didattica, è utile agli allievi, perché il futuro è vostro, evidentemente. A me è andata molto bene, perché il boom economico... Prego prendere posto, per piacere. Non andrà così, purtroppo. Quindi un'azienda convertita al biologico, o comunque che utilizzi soltanto... Prego anche i miei compagni di tavolo di tornare a farvi compagnia.
Per cortesia, se riprendiamo posto, così riprendiamo le relazioni. Invito il dottor Edoardo Cuoco a venire al tavolo assieme alla Presidente Cristina Micheloni e alla collega dottoressa Sonia Venerus. Un abbraccio se vuoi. Dopo 2 anni, di assenza. Allora, i video belli. Belli, no? Carini, Sì, però sì. l'audio un po' che rumoreggiava, però insomma. Ci sta. Ci sta. Secondo. Bene, allora per favore ricominciamo. Vi prego gentilmente di anche le ultime persone che sono al coffee break di rientrare ai propri posti. Ringrazio i relatori che sono già qui con me. Allora, prego per piacere il silenzio in maniera tale che così ricominciamo il panel delle relazioni e manteniamo la tempistica che ci siamo dati. Adesso è la volta del direttore di IFOAM Organic Europe, Edoardo Cuoco. Il tema che lui tratta è come raggiungere il 25% di SAU bio in Europa. Molti sanno che cos'è il SAU, no? Magari se lo dice per quelli che non lo sanno la ringraziamo molto. Io prima di darle la parola voglio anche salutare che ho incontrato, che come dicevo prima l'età, la vista, gli occhiali impediscono in un auditorium così ampio sempre di vedere tutti, ma saluto Adriano Gigante, Tiziano Venturini e altri che sono qui con noi, ma un particolare saluto, permettetemelo, lo voglio dare al professor Enos Costantini, perché devo dire che in Friuli Venezia Giulia colui che ha portato il bio, colui che è stato il pioniere del bio in Friuli Venezia Giulia è certamente stato Enos Costantini. ERSA ha collaborato a più riprese con lui, o meglio lui ha collaborato a più riprese con ERSA, ricordo una serie di pubblicazioni molto rilevanti e che costituiscono ancora un punto di riferimento, per cui grazie a Enos Costantini e alle altre persone presenti. Allora la parola al dottor Cuoco, come raggiungere il 25% di SAU bio in Europa. Prego, dottor Cuoco. Grazie, buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere con voi qui quest'oggi a Udine. Come raggiungere il 25% di superficie agricola utilizzabile in bio entro il 2030? Il mio cognome è Cuoco, ma io oggi non vi darò la ricetta di come raggiungere questo 25%, più che altro qualche riflessione su come questo può essere raggiunto insieme. Prima di iniziare però vorrei fare un ringraziamento speciale all'IAB Friuli Venezia Giulia, perché
vedo in sala tantissimi studenti. Io ho iniziato i primi passi nel mondo dell'agricoltura a un istituto agrario, era il 1992, e ho avuto la possibilità di seguire seminari come quello che state seguendo voi oggi. E all'epoca, devo dire la verità, li trovavo abbastanza noiosi. Col senno di poi ho capito quanto importante erano questi seminari e quanto dessero la possibilità a me in quel periodo e a voi oggi di fare un piccolo salto nel futuro. Perché quando parliamo di agricoltura biologica, sia quando ne parlavamo 20 anni fa e quando ne parliamo oggi, parliamo del modello agricolo che sarà il modello agricolo del futuro. Quindi il fatto che voi siete qui oggi è una grossa opportunità per voi per capire come le vostre carriere professionali potrebbero svilupparsi e come potreste inserirvi in un settore, quello del bio, che sicuramente ha ampissimi margini di manovra ed è proprio quello di cui parleremo nelle prossime slide. Io sono il direttore di FOAM Organics Europe. Il FOAM è una federazione che da 50 anni riunisce tutti gli attori della catena di produzione bio, quindi parliamo dei produttori agricoli, dei trasformatori, di coloro che distribuiscono e vendono il cibo bio, ma anche dei certificatori e dei ricercatori. La nostra idea è che lavorando tutti insieme, parlando con una sola voce, uniti, possiamo raccontare la storia di successo del biologico e convincere i decisori politici che investire sul bio è la scelta giusta. E appunto dobbiamo parlare di 25% di agricoltura biologica al 2030, è un obiettivo abbastanza ambizioso ed è un obiettivo che deve essere raggiunto con una serie di politiche e una serie di azioni. La dottoressa Panichi ha spiegato in maniera eccellente quello che è il piano d'azione europeo per il biologico, che è un piano d'azione che ha, se mi permettete di dire, due tipi di approccio. Uno push, quindi spingiamo verso il bio, e l'altro pull, tiriamoci dentro quante più persone possibili al bio. E quindi quello che volevo far vedere oggi è proprio questo. Cosa significa riuscire a spingere più gente nel mondo del bio e a tirarsi dentro più consumatori che possono comprare e acquistare prodotti biologici. In questa slide abbiamo messo in evidenza 4 step principali e 4 attori principali. Gli agricoltori e quindi come spingere più agricoltori all'interno del biologico. Sicuramente le sovvenzioni per il biologico, quindi la politica agricola comune e i piani di sviluppo rurale sono un importante contributo a questo push degli agricoltori biologici. La certificazione, mi scuso la traduzione della slide, le slide non sono sempre perfette, però l'idea qui era riferirsi al pagamento della certificazione, quindi avere un contributo per il pagamento della certificazione. Formazione e dimostrazione, quindi la possibilità di scambiare informazioni tra gli agricoltori o formare gli agricoltori, investire su ricerca e innovazione e supportare gli agricoltori nella conversione. La fase più difficile per un agricoltore biologico è quando decide di diventare un agricoltore biologico. Sono anni duri, sono anni in cui c'è bisogno di supporto, c'è bisogno di avere esperti che possano aiutare l'agricoltore a superare dei momenti di crisi che affronterà in questa conversione. E se ci sono dei buoni consulenti agricoli, se voi consulenti agricoli del futuro siete ben formati, aiuterete gli agricoltori biologici non solo a superare la fase di conversione, ma anche a superarla con successo e a mantenere poi la loro azienda in maniera, diciamo così, ottimale negli anni futuri. Poi c'è il blocco che riguarda le aziende agroalimentari, cioè chi sviluppa e trasforma i nostri prodotti agricoli, e qui appunto è importante riuscire a spingere più aziende agricole, più aziende agroalimentari nel bio, supportandole nello sviluppo di nuovi prodotti, dandogli informazioni sul mercato e anche insegnando agli imprenditori, ma anche alle persone che lavorano nelle aziende agricole, cosa è il bio, quindi come valorizzare al massimo la materia prima che ricevono. Poi ancora i canali di distribuzione, quindi tutto quello che è il mondo della, diciamo così, della vendita del prodotto bio. Qui c'è bisogno assolutamente di lavorare con supermercati, con la ristorazione, con l'export, specialmente per un paese come l'Italia,
nello sviluppo dei mercati locali. Il professor Barberi ci ha fatto vedere prima l'importanza anche rispetto agli aspetti climatici del lavoro sui mercati locali e su quelle che sono le politiche degli appalti pubblici verdi, a cui ci siamo riferiti in qualche presentazione questa mattina, l'importanza appunto che gli enti regionali, comunali, locali possano investire in agricoltura biologica, in cibo biologico all'interno delle mense pubbliche. E ultimo ma non meno importante appunto tirarci dentro i consumatori, quindi sensibilizzarli al cibo biologico, fargli capire perché mangiare bio è importante per tutti quegli aspetti che sono stati illustrati appunto dal professor Barberi prima, aspetti economici, gli aspetti sociali e gli aspetti ambientali. Qui è un grafico di dove siamo ora e dove dobbiamo arrivare. Come vedete c'è molta strada in salita da fare. E oggi volevo darvi due esempi di due campioni del biologico che possono essere di ispirazione su come raggiungere il 25% della SAO entro il 2030. Il primo esempio è un paese che è molto vicino geograficamente al Friuli Venezia Giulia, parliamo dell'Austria, che già nel 2021 ha superato la quota 25% di superficie agricola utilizzabile in bio. Nel 2021 in Austria avevamo il 26% rispetto al totale della superficie agricola utilizzabile in agricoltura biologica. Quindi, diciamo così, l'Austria si classifica nella Champions League europea al primo posto in termini di superfici biologiche rispetto al totale delle superfici agricole nazionali, con un altissimo numero di aziende agricole, parliamo di circa 24.000 aziende agricole bio, che rappresentano più del 21% di tutte le aziende agricole bio del paese. E qui in questa slide volevo giusto darvi degli spunti su come l'Austria è riuscita ad ottenere questi risultati. Primo punto importante, e qui anche perché il ringraziamento a IAB Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo bisogno di associazioni come l'IAB per fare pressione, per indicare la strada ai policy makers, quindi ai decisori politici, al mondo dell'agricoltura, al mondo dell'impresa, del perché andare verso il biologico. L'Austria è stata uno dei paesi all'avanguardia rispetto agli sviluppi degli standard del bio e dell'eventuale mercato che è nato successivamente. L'Austria ha avuto un grosso lavoro su elevare la coscienza ambientale e sanitaria sia dei consumatori ma soprattutto degli agricoltori, spiegandogli che passare al modello biologico era un vantaggio anche per la propria salute e per la propria azienda. Un'azienda agricola bio è più sana di un'azienda agricola non bio. Se guardiamo al mondo delle assicurazioni, un mondo diciamo così di speculazione molto accentuata, in Olanda un'azienda agricola bio ha uno sconto sull'assicurazione del 20% rispetto a una convenzionale perché è ritenuta più sana, più solida e con un valore economico più duraturo nel tempo. E questo è stato anche un po' il lavoro che è stato fatto in Austria, di spiegare agli agricoltori perché passare al bio ha una serie di vantaggi. Un altro importante passaggio nello sviluppo del biologico austriaco è stato l'adesione all'Europa nel 1995 e la revisione della PAC che ha dato la possibilità al governo austriaco di destinare fondi alla conversione delle aziende agricole biologiche. E un altro dato importante, molto differente da come si è sviluppato in Italia, ad esempio il mercato, è che in Austria le grandi distribuzioni, i grandi supermercati, sin dal 1994 hanno iniziato a mettere il biologico nei loro scaffali, aiutando così i consumatori a conoscere di più cosa fosse il biologico. E questo è assolutamente un fattore importante. Ultimo aspetto, che non è un fattore chiave di sviluppo, ma è un fattore chiave di riflessione per un territorio come quello della vostra regione, è che l'agricoltura biologica austriaca non si è sviluppata solo nelle montagne dove ci sono i piccoli agricoltori, nelle aree marginali, ma anche nelle valli. E c'era una slide che non so come richiamare, forse era precedente a questa. Ah no, manca qui. È una slide che mi
premuro di inviarti, dove c'era la distribuzione delle aziende rispetto al territorio austriaco e appunto mostrava che c'è una grande quantità di aziende agricole bio proprio nelle valli austriache. Quindi non un'agricoltura di nicchia montana, ma un'agricoltura che va bene per il totale del paese. Passiamo a un altro campione un po' più distante da noi ed è la Danimarca. E la Danimarca è campione europeo assoluto di percentuale di alimenti biologici nel mercato, quindi del totale complessivo del mercato agroalimentare, ben il 13% del mercato agroalimentare danese è per i bio. E questo è frutto di un grosso lavoro che è stato fatto dalle organizzazioni del settore e dal governo danese, che cercherò di mostrarvi nelle prossime slide. Prima un focus. Che significa il 13% del mercato totale e bio? Che molte delle referenze che troviamo nei supermercati danesi sono quasi esclusivamente biologiche. Abbiamo, nei supermercati danesi, 8 banane su 10 che sono bio, 5 uova su 10 che sono bio. È quasi impossibile trovare una banana non bio in Danimarca. E come la slide vi mostra, ci sono varie, diciamo così, varie capienze di prodotto biologico nel mercato, ma ci sono percentuali veramente molto alte, più del 30%, prodotti che sono tra il 20 e il 30%, prodotti che hanno ancora un potenziale di crescita perché sono tra il 10 e il 20%, e prodotti che hanno trovato una prima difficoltà, ma diciamo, si prevede che possano emergere nel futuro, o prodotti che culturalmente o per il costo del prodotto per sé, per una questione di tassazione e diciamo così, scelte culturali del paese, hanno più difficoltà, come ad esempio i prodotti relativi alla birra e il vino, che nei paesi nordici hanno un prezzo alla vendita molto alto e quindi diciamo così, hanno di per sé un mercato un po' più particolare. Vi ho mostrato i dati del mercato rispetto alla grande distribuzione. Questi invece sono i dati delle cucine danesi che cucinano prodotti agricoli. In Danimarca dal 2011 c'è uno schema ufficiale del governo danese che certifica e dà un bollino alle cucine che cucinano in bio. Chi cucina tra il 30 e il 60 prende una medaglia di bronzo, tra il 60 e il 90 una medaglia d'argento, e chi trasforma il 100% del loro cibo da agricoltura biologica prende una medaglia d'oro. E questo è stato uno dei motivi per rendere orgogliosi gli chef, le mense, i ristoranti, per mettere sempre più prodotti bio all'interno del loro menù. E questo è stato supportato da una crescita esponenziale inimmaginabile. Se guardate il grafico è tutto in salita, e al momento, al 2020, ci sono più di 3.375 ristoranti che hanno scelto di trasformare prodotti biologici in Danimarca. Come è successo un attimo che vado via con tutti i punti qui. Questa slide è un po' per riassumere lo sviluppo della superficie agricola in Danimarca, che non è così accentuato come in Austria, ma che è stato molto più veloce di quello austriaco, perché il governo danese ha deciso nel 2007 che doveva raddoppiare la sua superficie agricola in biologico, e in 13 anni ha raggiunto l'obiettivo. E si è dato un nuovo obiettivo: raddoppiamo di nuovo in 10 anni, aumentiamo del 25% le uova, quindi passiamo da 5 uova su 10 a 7 uova e mezzo su 10 bio, aumentiamo del 30% la vendita dei vegetali nei supermercati. Diciamo chiaramente agli agricoltori biologici che possono guadagnare di più, facciamo capire ai giovani che è nel loro interesse e presentiamo il biologico come leader dell'innovazione agroalimentare. Poche settimane fa, forse pochi mesi fa, ormai in Danimarca è stato aperto un grandissimo centro per l'innovazione agricola biologica. Parliamo di un centro di innovazione enorme che impiega centinaia di ricercatori che hanno il compito di rendere l'agricoltura biologica più innovativa e più attraente per i giovani agricoltori. E a me piace sempre dire che l'agricoltura biologica è quell'agricoltura innovativa by default, perché i nostri agricoltori, sin dai primi passi che hanno fatto in biologico, si sono dovuti impegnare a produrre di più con meno, e quindi si sono dovuti innovare
cercando soluzioni alternative a quelle classiche proposte dalla chimica. No, torniamo indietro. Qui una riflessione che, come dicevo, appunto c'è bisogno di un push-pull approach e c'è bisogno sicuramente che ci siano delle politiche a supporto, come quella del piano d'azione illustrata da Elena Panichi, ci siano delle iniziative di mercato che possiamo guardare velocemente fra qualche slide se c'è tempo, e che ci siano quelle organizzazioni non governative, quelle associazioni di agricoltori che svolgano anche loro il proprio lavoro di spingere il biologico nei canali di distribuzione, nella società civile e nelle politiche. Qui appunto l'esempio di Organic Danimark, l'associazione danese degli operatori del bio, che svolge un lavoro triplice verso i decisori politici, verso le aziende agricole e gli agricoltori biologici e verso il mondo della distribuzione e della vendita dei prodotti bio. Ecco qui. Un paio di lezioni che abbiamo imparato dalla Danimarca. Sul mercato l'unità fa la forza. Bisogna lavorare con tutti, bisogna parlare con tutti, bisogna coinvolgere tutti gli attori possibili affinché tutti insieme si possa trovare il modo giusto per aumentare il volume di prodotti biologici all'interno del mondo della distribuzione. E la seconda è quella di costruire competenze. Costruire competenze soprattutto nell'ambito delle organizzazioni, nell'ambito del mondo agricolo e nell'ambito, diciamo così, di come commercializzare i prodotti bio, e qui ci sono alcuni punti. Aiutare gli agricoltori a capire come creare delle partnership per la vendita al dettaglio, a fare delle campagne per i consumatori, coinvolgere il settore della ristorazione, aumentare le vendite locali a filiera corta, aiutare gli agricoltori a sviluppare dei box scheme e vendita online e incentivare l'export. Questi, diciamo così, erano un po' gli ingredienti della ricetta danese per costruire le competenze per aumentare la quantità di biologico nei supermercati. Io credo di non avere il tempo di andare nel dettaglio delle prossime slide, ma lascerò queste slide agli organizzatori così che le possano distribuire a tutti voi e potrete guardarle con calma. Ma ancora è fondamentale il ruolo che organizzazioni del settore possono giocare. È fondamentale perché possono aiutare i grandi supermercati ad avere sempre più prodotti bio nei loro scaffali. Qui è la scaletta dei prodotti bio che sono entrati nella COP danese negli ultimi anni, partendo con quei prodotti basici che possono generare traffico di utenza, di consumatori, e passando sempre più a dei prodotti che hanno, diciamo così, un valore economico maggiore. Saltiamo questa. Questo qui è un'immagine di come i supermercati danesi stanno promuovendo le uova bio, quindi mettendole in evidenza. Ovviamente le galline non sono galline vive, quindi state tranquilli, non erano galline vive forzate in un frigorifero, erano delle ottime riproduzioni, però per dare la sensazione al consumatore che l'uovo viene da una gallina e una gallina bio ha un benessere maggiore che una non bio. Sì, ancora le politiche come chiave di successo per lo sviluppo del bio, ma non approfondirò perché sono già state ampiamente discusse da Elena. E passo avanti a questa qui, vediamo un po'. Volevo chiudere con questa dicendo che non è solo le politiche del bio, sono anche le politiche per cui il bio può giocare un ruolo. E questo è quello che è successo in Danimarca in maniera molto importante. Il governo danese, come ora la Commissione europea, ha capito che il biologico non è solo un modello produttivo, ma è un modello di sviluppo politico. Quindi usare il biologico come strumento di sviluppo politico significa mettere il biologico all'interno di quelle strategie nazionali che vanno al di là del biologico. Quindi le strategie climatiche, le strategie per l'esportazione, le strategie per la protezione dell'acqua potabile, le strategie per la competitività e così via. Questo è successo in Danimarca già negli anni addietro e ci auguriamo che anche grazie al piano d'azione europeo sempre più governi possano diciamo così, guardare a questi esempi e possano iniziare a utilizzare il bio come strumento politico nelle politiche non propriamente agricole o non propriamente
del biologico. Il piano d'azione, ne abbiamo parlato con Elena. Ecco, questa è la mia ultima slide per oggi. Questo è un bellissimo evento che avviene ogni anno in Danimarca. I danesi dicono che non basta fare tutto quello che vi ho mostrato, quindi informare i consumatori, organizzare il mercato con gli agricoltori, organizzare il mercato con i supermercati, influenzare il governo, avere le giuste politiche, le politiche per il bio, le politiche del bio nelle altre politiche. Insomma, tutto questo grande pacchetto che in Danimarca c'è non è sufficiente, perché il biologico va vissuto e c'è questo bellissimo evento che ogni anno avviene in Danimarca alla fine dell'inverno, quando il terreno è pronto per accogliere le vacche dopo il periodo invernale in cui sono state nelle stalle al caldo, vengono liberate, quindi viene dato accesso al pascolo, si riuniscono i consumatori danesi in questa festa con gli agricoltori ed è un momento altamente commovente, nel senso altamente emozionale, in cui vedi proprio la partecipazione della società civile, dei cittadini danesi al sviluppo dell'agricoltura biologica. E quindi mi faceva piacere concludere con questa fotografia appunto di 250.000 danesi che una volta all'anno si recano in campagna per dare il benvenuto alle vacche biologiche dopo un lungo inverno. Grazie mille. Grazie. Grazie al dottor Edoardo Cuoco per la sua relazione e allora adesso andiamo avanti con Cristina Micheloni, presidente di AIAB Friuli Venezia Giulia. Ti sei presa anche i complimenti del dottor Cuoco, hai sentito? Quindi proprio bene, alla grande. Devo dire che ho pagato molto prima di questa giornata. Probabilmente qualche prodotto biologico, probabilmente. Sicuro. Ecco. Allora, la presidente Cristina Micheloni, la dottoressa Micheloni, ci parla di che cosa serve al biologico del Friuli Venezia Giulia per crescere bene. Ecco, allora sentiamo appunto tutta questa serie di indicazioni. Prego Cristina. Beh, una bella sfida, io ho accettato questo titolo anche se non sarò in grado di dire tutto e probabilmente, però voglio cominciare una lista per poi provare a completarla, correggerla, buttarla via, rifarla con chiunque poi abbia voglia di cimentarsi con me, ma con noi come AIAB Friuli Venezia Giulia nella definizione di quello che ci servirebbe, per poi vedere se riusciamo anche a farlo. Però parto con questa foto, è un evento che abbiamo fatto qui in Friuli 7-8 anni fa, credo, e con il professor Ceccarelli che spiegava la selezione delle piante coltivate con i bambini delle elementari. Ed è stato veramente un momento in cui tanti di noi, fino a quel momento, come diceva un po' Edoardo Cuoco, avevamo razionalmente capito che era importante coinvolgere i bambini. Lì l'abbiamo visto, sentito, percepito, era qualcosa che andava veramente oltre la cosa razionale che abbiamo messo nella lista delle cose da fare. E la cosa bella è che molti di questi bambini, c'è la mia collega Daniela Peresson che continua l'attività nelle scuole, crescendo li rincontriamo poi tanti anni dopo, perché tanti anni che facciamo queste cose, e qualcosa abbiamo seminato, è una delle principali soddisfazioni credo che si possano avere e speriamo che questa cosa valga anche con i ragazzi più giovani, meno giovani ma comunque ancora giovani che abbiamo qui quest'oggi in sala. Aiuto, come... Eccolo qua. Allora, io vorrei partire solo, ma veramente in maniera molto veloce, da dove siamo oggi per capire dove vogliamo andare e magari come riusciamo ad andarci. E ringrazio in questo l'ERSA che ha elaborato dei dati del SIAN in modo che ce ne sono molti di più ritrovate nell'allegato di questo libricino, però ho piluccato i dati principali. In Friuli Venezia Giulia noi abbiamo ad oggi, a ieri anzi, 1200 operatori certificati. Operatori vuol dire tante cose, non è solo agricoltori. 771 di questi si dedicano a produzione vegetale, quindi sono agricoltori che fanno produzione vegetale bio. 289 hanno anche attività zootecnica, non pensiate che ci siano tutte queste stalle bio in giro, perché a volte bastano veramente pochi animali, perché comunque per la normativa sul biologico si debba registrarli anche nel biologico, però per la maggior parte, ci tornerò dopo su questo argomento, sono pochissimi animali che però fanno parte della diversificazione di cui prima il professor Barberi parlava. Ce n'è anche una che fa acquacoltura e qui sottolineo una cosa, l'acquacoltura è anche inclusa nel piano d'azione per il biologico, è uno di quei settori che probabilmente noi un po' trascuriamo, no? Non è così presente nei nostri pensieri,
Però è fare proteina, fare cibo, ma soprattutto proteine con l'acquacoltura, visto che i mari e gli oceani li abbiamo già devastati sufficientemente, diventa fondamentale se vogliamo ancora mangiare pesce, e comunque un modo efficiente per fare proteine, se vogliamo fare proteine di origine animale. E quindi dobbiamo passare all'acquacoltura, non possiamo pensare solo alla pesca perché i danni li abbiamo già fatti a sufficienza, però dobbiamo pensare a un'acquacoltura che non danneggi i sistemi naturali. Quindi lo stesso discorso che abbiamo fatto per il sistema agricolo rispetto all'ecosistema terricolo, chiamiamolo così, va fatto anche per l'ecosistema acquatico, sia esso di acqua dolce che di acqua salata. E quindi abbiamo la fortuna di avere almeno un'azienda in Friuli che si occupa di acquacoltura bio, ce n'è qualcuno di più in Veneto, però anche qui meriterebbe probabilmente una riflessione. Poi abbiamo dei trasformatori, preparatori e anche un importatore, ma questo diciamo tanto per darvi l'idea di quanti siamo. Quanta superficie viene coltivata in biologico? Qui i dati sono dell'anno precedente, il 2021, abbiamo 21.000 e passa ettari coltivati in bio, che vuol dire 9,2% della SAO, quindi siamo lontani da quel famoso 25%, però magari ragioniamo anche su questo 9,2. Comunque è stato un salto negli ultimi 6 anni, c'è stato un salto tipo del 200%, trovate, ripeto, tutti i dati nel librino che viene distribuito, e questo essenzialmente ha coinvolto 2.500 ettari tra viticoltura, che è quella che ha avuto una crescita più galoppante, e frutticoltura, che per noi significa essenzialmente melo, pochissimo kiwi e pochissimo altro, 320 ettari di orticole, che però includono anche le colture protette. Capite bene che parlare di un ettaro in pieno campo o un ettaro in coltura protetta, il peso di questa cosa è ben diversa. E colgo questo momento per dire una cosa che mi sta molto a cuore. I dati sono il potere. E i dati sono fondamentali per fare le politiche, la gestione, per provare a immaginare dove vogliamo andare. E quindi un invito anche, forse noi dovremmo rimetterci lì e provare a riformulare che dati ci servono, se ce li abbiamo o non ce li abbiamo, e nel biologico ce li abbiamo tutti, perché ricordo che chi fa biologico è obbligatoriamente tenuto a compilare il piano di produzione, tutti i documenti per la certificazione, che sono già tutti in digitale. Quindi mi dicono che dovremmo essere capaci anche di usarli questi dati, non solo di usarli per torturare gli agricoltori, ma anche usarli poi per farne qualcos'altro. Vado avanti, 4.500 ettari di seminativi con soia, cereali autunno-invernili, leguminose da granella, qualche coltura un po' inusuale, di cui vedremo qualche foto nelle prossime slide. Prati e pascoli, anche qui un approfondimento. Prati e pascoli, c'è qualcuno che con la solita ironia dice beh, è facile far biologico buttando su ettari coi prati e pascoli. Vero, c'è stata però nella precedente programmazione del PSR una scelta precisa sul perché finanziare anche i prati e pascoli senza la zootecnia bio sopra come biologici, quindi era un'altra finalità. Però sicuramente adesso nella prossima programmazione, poi chiedo conferma a Sonia, l'idea è, vero, supportiamo i prati e i pascoli se sono la base su cui si alimentano poi degli animali biologici, non di per sé. Zootecnia ce n'è purtroppo poca, nonostante quel 298 di sopra, è vero, ce n'è poca di bio in regione, però ci sono alcune eccellenze. Noi abbiamo uno dei primissimi in Italia tra i produttori di uova biologiche, che continua ad avere un'importanza notevole. Abbiamo diverse eccellenze per quanto riguarda la produzione di latte, che diventa poi formaggio di alta qualità o anche cose molto, molto speciali. Quindi poco ma insomma di riguardo, e di nuovo poco ma di grande esempio. Torniamo all'invito che ci aveva fatto anche Elena Panichi, che è compreso nel piano d'azione europeo. Il biologico deve condurre con l'esempio, deve dare l'esempio. Quindi anche per chi non è biologico, per vedere come fanno questi allevatori alcune cose, diventa assolutamente interessante, utile, al di là dell'interesse o meno, ma semplicemente utile. Dove siamo oggi per quanto riguarda invece l'altro lato, no, della filiera, cioè quanto mangiamo, dove lo compriamo, abbiamo visto i dati globali, ho provato a tirar fuori dei dati un pochetto più vicini a noi. Anche qui la difficoltà è che Ismea mastica e riproduce i dati e rimette a disposizione i dati, però sono sempre a livello per esempio di macro aree, di nord-est. Comunque il nord-est, devo dire, e lo vedete nel grafico sotto, è una di quelle aree dove il bio continua a crescere. Una precisazione. Negli ultimi
eventi, siamo stati al Sara, siamo stati a Biofac, tutti gli eventi degli incontri del bio a livello anche europeo, c'è questa refrain che il biologico è in crisi, il mercato del biologico è in sofferenza, non in crisi ma in sofferenza sì. Tutti quanti continuiamo a paragonare i consumi del 2021 rispetto al 2020, solo che il 2020 è stato un anno che non fa testo, perché eravamo tutti chiusi in casa. Eravamo tutti lì a far da mangiare, non mangiavamo in ristorante, in mensa e tutte quelle cose per cui almeno metà dei nostri pasti avviene fuori casa, per cui avevamo anche la possibilità di scegliere, di fare la spesa di nuovo e di scegliere in maniera diversa. Allora ho messo vicino invece i dati, un paragone con i consumi del 2019, che era ancora un anno normale, tra virgolette, se ci esistono anni normali. Allora è vero che il mercato nazionale del biologico, il mercato italiano del biologico nel 2021 ha avuto un meno 4,6 rispetto al 2020, ma ha avuto un più 4,5 rispetto al 2019. Quindi forse dovremmo anche guardare in maniera diversa a queste statistiche. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, rimane vero questo fatto che in Italia forse si produce di più biologico, ma anche agroalimentare in generale, ortofrutta in generale, al sud, ma se ne mangia molto di più al nord, e questo è particolarmente vero per il biologico. Questo non vuol dire che noi non dobbiamo continuare a spingere per il consumo di biologico, probabilmente possiamo però lavorare un po' più di fino, nel senso di dare maggiore informazione ai consumatori per renderli ancora più consapevoli di quello che fanno, allargarne la platea ovviamente e migliorare i modi anche di consumo e di fruizione del mercato. Perché a me ha fatto impressione quello che ha fatto vedere il professor Barberi, cioè a noi interessa veramente riuscire a dare una risposta al sistema alimentare, non solo a quello agricolo. Quindi se parliamo, ok, facciamo agricoltura bio, però poi se ci dimentichiamo dei principi nel mentre lo impacchettiamo, lo portiamo, lo facciamo girare per l'Europa, per il mondo, per riportarlo qui, mi va bene fino a un certo punto. E qui ci vanno un altro paio di esempi. La buona parte dei cereali, delle granelle, della soia prodotte in Friuli fanno pari lo stessa strada, lo stesso percorso di quelle convenzionali, ovvero vanno in qualche altra regione, che spesso è il Veneto, non me ne vogliano gli amici veneti, o in Emilia Romagna, e poi se serve del mangime bio per le stalle friulane, torna qui. Questo, a parte essere un controsenso a livello ecologico, è anche un controsenso a livello economico, perché ci perdiamo tutto il valore aggiunto. Stessa cosa spesso per gli ortaggi e la frutta. Noi, o anche per la fornitura delle mense scolastiche o anche della frutta nelle scuole, dove c'è una percentuale di bio, però le dinamiche, forse c'è bisogno di un po' di pensiero ecologico anche in quella parte lì, mettiamola così, anche nella distribuzione e nella costruzione delle filiere distributive, perché spesso anche la frutta e gli ortaggi bio, non quelli che vanno ovviamente in vendita diretta o che hanno un rapporto diretto con i negozi, ma vanno da qualche altra parte fuori regione per poi tornare, perdendo buona parte dei valori che dicevamo prima, non solo economici. Quindi, tentando di mettere assieme le cose che abbiamo un po' detto adesso con anche gli elementi del piano d'azione europeo, quali sono i punti critici per la nostra regione? Sicuramente noi abbiamo, al di là, possiamo far crescere il biologico, eccetera, come produzione, abbiamo poche aziende di trasformazione. E anche di quelle poche, così fatto una conta un po' sulla carta del formaggio, poche di queste comprano materia prima biolocale. E quindi questa è già una cosa che attualmente è un punto critico, però probabilmente potrebbe essere un punto su cui lavorare che potrebbe anche darci soddisfazione. Invece un altro punto che è semplicemente un punto critico, e qui dobbiamo lavorarci assolutamente, sono pochissimi centri attrezzati per la raccolta, la prima lavorazione, per esempio delle mele, ma anche dei cereali, delle proteaginose, della soia, eccetera. La viticoltura, il vino, il settore del vino ha dinamiche completamente diverse, lì si arriva fino alla bottiglia finita, cioè l'intera filiera nelle mani o del singolo agricoltore o del gruppo di viticoltori, quindi la crescita della viticoltura bio non ha sofferto per niente di queste disfunzioni della parte successiva. Dove vogliamo andare? Allora, partiamo dal 9,2%, tentiamo di arrivare al 25%, poi come ci diceva la dottoressa Panichi non è che dobbiamo, però voglio dire, almeno sarebbe serio provarci in maniera seria. Poi siamo anche una regione piccola, per cui la nostra percentuale, voglio dire, su tutta l'Europa pesa abbastanza poco, possiamo anche permetterci di fare qualche errore.
E tentiamo di farlo magari spingendo il bio, ma anche prendendo in considerazione serissima quell'altro convitato di pietra che è sulle nostre tavole agricole, che è il cambiamento climatico. Quindi noi dobbiamo pensare al bio tenendo ben presente questa cosa del cambiamento climatico e anzi usare il biologico proprio come chiave per affrontare il cambiamento climatico. Mi verrebbe da dire anche tutte le altre congiunture che ci ha descritto Luca Vízek nella prima presentazione. E quindi, per esempio, anche nella frutticoltura la cosa più normale è dire ok, convertiamo al biologico le mele, i frutteti esistenti, la viticoltura esistente, però probabilmente potremmo anche pensare a qualche altra frutticola. Io ho messo qui il nocciolo, per esempio, ma anche le drupacee, ma anche altre specie. Questo vale anche per i seminativi, dove la diversificazione abbiamo visto che paga in tutti i modi. Però ancora un po' di creatività, ci sono già diversi dei nostri soci che fanno colture come il miglio, il grano saraceno, la lenticchia, il cece, insomma cose diverse che contribuiscono a diversificare. E poi va fatta un altro ragionamento serio sulla zootecnia che al di là di rispettare il regolamento del bio deve essere davvero capace di futuro, ovvero svincolata dal dover investire in energia sotto qualunque forma, e questa è assolutamente quella zootecnia, se parliamo di poligastrici, basata su quella roba che cresce in maniera più semplice, ovvero l'erba, sotto forma di foraggio, essiccato, fermentato, come volete, però insomma quella roba lì che cresce facile, che ci darebbe anche l'opportunità, dico una cosa che almeno 40 anni che sento dire, ma la dico anch'io, tanto ormai è però ci credo, insomma, potrebbe darci veramente l'opportunità anche per far tornare interessanti dei territori che attualmente dal punto di vista di produzione agricola sono abbastanza neanche marginali, sono proprio dimenticati. E non parlo solo delle alte montagne, parlo anche della pedemontana, non serve andare troppo in alto, che comunque sono colline che ormai si stanno rimboschendo. Tutto bene per l'assorbimento di CO2, ma come ci insegna il professor Costantini, anche i prati assorbono CO2, quindi magari potremmo combinare le due cose. Io sotto ho riportato un grafico che viene fuori da Ismea che sottolinea un cambiamento rispetto a una decina d'anni fa di quello che vuole il consumatore, perché noi giustamente dobbiamo far produrre in bio, far cose diverse, però giustamente dobbiamo anche poi portarlo a un successo commerciale. E anche in Italia, come nel resto d'Europa prima dell'Italia, si è modificata questa motivazione all'acquisto di bio di chi compra il bio. Fino a un po' di anni fa, una decina di anni fa, chi era che comprava il bio? Erano le coppie quando arrivavano ad avere il primo figlio, perché gli veniva un attimo lo spauracchio, oddio Dio, c'è il pesticida, c'è il residuo, c'è l'OGM, c'è la roba che mi fa male. Adesso c'è ancora quella parte lì, ma c'è molto di più, lo vedete nel grafico sotto, questa preoccupazione ambientale e climatica. Anche i cambiamenti nei regimi alimentari, lo spostamento verso diete vegetariane, vegane, è legato non solo e non tanto a lo faccio perché voglio star bene io, ma lo faccio perché voglio stare in un mondo che sta bene. Poi ci sono anche una serie di valenze sociali che si aggiungono. E io devo dire che dico una cosa controtendenza e non la dico solo perché qui la maggioranza è di giovani e quindi hanno la ragione per definizione, ma io credo che le nuove generazioni abbiano questa sensibilità molto più accesa di quanto noi pensiamo, almeno parlando con gli amici dei miei figli, anche se non sembra a volte, però c'è molta più consapevolezza e voglia di fare qualcosa, quindi questa mi fa anche sperare un po' meglio. Che cosa ci manca per fare tutte queste cose, tentarle di fare bene nei tempi utili? Perché comunque il cambiamento climatico ci sta anche dicendo che dobbiamo farlo in tempi un attimino veloci, non è che possiamo stare qui i prossimi 50 anni a ragionarci sopra, anche perché dall'altro lato abbiamo la PAC, sì, il PSR, però anche lì non possiamo continuare a pensare di avere risorse illimitate. Allora, ci serve una strategia, una cosa con cui con il dottor Mignusi diverse volte ci siamo un attimo così confrontati, ed è fondamentale non usare anche le risorse, vuoi pubbliche ma anche le iniziative private, a sé, ognuna a sé, perché così veramente sprechiamo un sacco di energie. Dobbiamo avere una strategia che metta il PSR, ovviamente metta in uso positivo il PSR, e io non sto pensando solo ai pagamenti agroambientali. E anche qui una sottolineatura, io sento, ma tutto il PSR un po' è definito, anche gli ecoschemi, come compensazione per una mancanza di reddito o per una perdita di reddito. Però non è quello che dice la PAC, lì parla di pagamenti agroambientali, ovvero di retribuire dei servizi agroambientali che gli agricoltori, quando fanno alcune cose, offrono alla società, alla collettività. Quindi questa cosa di continuare a guardare
il bio guadagni di più o di meno, ci sono quelli bio bravi che guadagnano di più, e perché non devono farlo? Beh, buon per loro. Quelli bio meno bravi guadagnano di meno, vabbè, questo è vero anche nel convenzionale, quindi non credo che possiamo limitarci a dire commisuro i pagamenti del PSR al mancato reddito, dobbiamo ragionare veramente sui servizi agroambientali, e se uno è tanto bravo da produrre tanti servizi agroambientali e anche guadagnarci molto, buon per lui o lei, ma insomma questo non deve essere un affatto negativo. Però, dicevo, il PSR è importante per la parte dei pagamenti agroambientali, che sicuramente devono essere significativamente diversi da quelli per l'integrato piuttosto che per il conservativo, perché i servizi agroambientali sono diversi e quindi è giusto che siano diversi. Però è importante che ci siano anche delle priorità e anche un coordinamento tra le varie misure, per esempio quelle degli investimenti, le misure per i giovani, la diversificazione. Quindi anche lì andrebbe fatto, come so che stanno facendo, un lavoro di tessitura, insomma, delle diverse misure. Poi il secondo blocco è quello della conoscenza. Il biologico è intensivo di conoscenza, abbiamo tutti fame di conoscenza, di ricerca, di sperimentazione, però di quella ricerca, sperimentazione, anche magari di lungo periodo, perché non è che in un anno si possono avere risposte, però tarata sulle esigenze dei produttori locali, produttori, consumatori, trasformatori locali, che non è facile. Non è per nulla facile, noi ci siamo cimentati con i gruppi operativi, con la programmazione in atto. Non cito quella cosa che si chiama burocrazia, perché ogni volta che diciamo bisogna di ridurre la burocrazia succede l'esatto contrario, quindi preferirei non dirlo, ma ormai l'ho detto, ma anche con una rigidità di approccio, di argomenti, per dire, si guarda molto più all'innovazione di prodotto rispetto all'innovazione di processo, all'innovazione organizzativa, che spesse volte è quella che risolve in realtà il problema. Lì comunque c'è una bella partita che speriamo di riuscire a giocare con la prossima programmazione. L'altra parola chiave è sicuramente l'informazione di tutti, che però deve essere costante. Noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare assieme a Edi Lador in questo progetto finanziato da ERSA, che è partito ad agosto e finisce adesso, quindi in un tempo compressissimo, e ci siamo resi conto di quanto si possa avere, si possa ottenere. È chiaro che però per riuscire a mantenere i risultati bisogna dare continuità alle cose, magari abbassare l'intensità, appunto perché ad agosto ci siamo trovati veramente con una montagna di cose da fare, però riuscire a mantenerla nel tempo diventa fondamentale. E abbiamo questo bisogno drammatico di tecnici bravi nel biologico, sia di quelli già che lavorano, ma soprattutto di quelli che arriveranno al mondo del lavoro nei prossimi anni, quindi assolutamente giovani qui, e di cittadini informati. Io faccio un po' fatica a parlare di promozione, non so, una parola che non mi è familiare, mi piace di più parlare di informazione. Anche perché la promozione dici va, la faccio, passa, poi arriva un'altra moda, invece una persona informata rimane informata, quindi credo sia quello il nostro compito. E ho provato a buttare giù gli elementi di un auspicabile piano d'azione regionale per l'agricoltura biologica. È chiaro che qui sto dicendo a ERSA, alla Regione, a tutti voi qui presenti, tentiamo di metterci lì a un certo punto, ormai c'è l'inverno, abbiamo anche un po' di tempo perché le ore sono ben buio presto, a costruirlo assieme questo piano d'azione regionale, sulla linea di quello dell'Unione Europea, però va fatto al più presto. E io credo si debba riconoscere il valore di chi fa già bene il bio. Cosa vuol dire riconoscere il valore? Sì, da pagarlo col PSR, va bene, ma anche riconoscergli la professionalità. Per esempio, quando noi facciamo degli eventi formativi, e con questo progetto l'abbiamo fatto portando i giovani, i tecnici, gli agricoltori non bio o anche altri bio a vedere quelli bravi a fare il bio, è un riconoscimento professionale altissimo. Chiaramente queste persone poi non possono lavorare 10 giorni all'anno per noi per fare questa cosa, in qualche maniera dobbiamo trovare modo di compensarli. Quindi riconoscere chi fa già bene il bio e dare gli strumenti a chi è sulla via per farlo meglio e farne di più, quindi avere più superficie in bio. Strutturare assolutamente il post raccolta, in questo momento noi paghiamo pegno, lì su questa cosa dove ci sbattiamo il naso, insomma. Non lo so, ci sono un sacco di strutture esistenti, strutture sia fisiche ma anche strutture in termini di aggregazione di produttori. Ragioniamo con quelle esistenti oppure non c'è maniera di ragionare, dobbiamo farne delle nuove, pensiamoci, e dobbiamo sicuramente riuscire ad avere un dialogo un po' più costante, proficuo con le industrie agroalimentari locali, però c'è un prerequisito, queste devono riconoscere il valore della produzione agricola, altrimenti non andiamo lontano e rischiamo di perdere del tempo. Dobbiamo comunicare e informare con continuità a tutti i livelli,
E per questa cosa la ristorazione, sia privata che delle scuole piuttosto che degli ospedali, anche lì dobbiamo cominciare a costruire queste alleanze con gli enti locali, che tra l'altro hanno i loro problemi per mancanza di personale, per un sacco di altre cose che stanno succedendo in questi anni. E qui ho una proposta concreta che stiamo portando avanti da qualche po', che è fare un esperimento pilota. Prendiamo un comune, una scuola, una mensa, dove si può provare, vediamo quello che funziona e quello che non funziona in quella situazione lì, e da lì proviamo a imparare. Se lì funziona, vediamo fin dove può funzionare, poi lo possiamo moltiplicare in altri contesti. Però credo che continuare a dire sarebbe bello fare ci lascia un po' con l'amaro in bocca. Per molte di queste cose fare un'esperienza pilota ci darebbe molto. In 3 parole: conoscenza, collaborazione e aggregazione. Ultime 2 parole che in Friuli non sono esattamente facili, ma credo anche in altre regioni. A noi adesso un po' capire se ne siamo capaci, non possiamo demandare sempre al pubblico, alle entità pubbliche il lavoro da fare. Credo che noi come associazione ci siamo posti un po' di quesiti, ma credo che questa domanda ce la dobbiamo fare assolutamente tutti per costruire quel substrato su cui poi possa crescere un biologico che sia tanto, che sia buono, che sia fatto bene e che dia tutti i servizi ecosistemici che abbiamo detto. Allora, come associazione, giustamente uno fa anche un'analisi di coscienza. Stiamo facendo qualcosa? Allora, bambini, scuole, sicuramente la quantità di cose da fare per le scuole potrebbe essere molta di più. Per la diversificazione, sì, abbiamo diverse attività di sperimentazione, sempre molto applicata, con le colture diverse, ma anche con le consociazioni, con attrezzature meccaniche diverse. Usiamo anche i social, facciamo un sacco di attività sui social, cosa che a me fa un po' impressione personalmente, però capisco che questa sia un'esigenza. Facciamo aggregazione con la vendita diretta attraverso i Godo. Siamo coinvolti anche in attività di piantumazione, per esempio, per ricostruire l'ecosistema, l'infrastruttura ecologica, quindi con una società francese mettiamo a dimora alberi, siepi, eccetera. E lo facciamo anche con persone disabili, per cui c'è anche l'aspetto sociale, per esempio, in tutto questo. Facciamo i bollettini, grazie al SISAR, al contributo della Regione, facciamo anche i bollettini ogni 2 settimane per la frutticoltura, per i seminativi, per l'orticoltura. Si potrebbe fare di più, certo, si potrebbe fare di più. La giornata del biologico del 23 settembre non ci sembrava abbastanza farne una, ne abbiamo fatte 3 quest'anno, erano 3 giorni, visto che era di venerdì abbiamo fatto un intero fine settimana. Però devo dire anche questo è stato estemporaneo, l'abbiamo fatto un po' così dicendo proviamo, ed ha avuto un impatto incredibile sia sulle persone che hanno fruito di questi eventi, ma anche sugli agricoltori che hanno conosciuto dei ristoratori, delle gelaterie, e da lì è nata una collaborazione. Quindi anche senza dover fare cose strutturatissime, a volte veramente basta accendere un fiammifero. Si vedono i risultati, alcuni sì, alcuni no. Quella sopra è una soia biologica, era la soia più bella dei 3 comuni, di questo era il comune di Moruzzo, però se andavate anche a Fagagna, a Coloredo, non c'è irrigazione, tanto per capirci, però un terreno molto organico, gestito in biologico con cura. Era la soia più bella di tutto il circondario, tant'è che anche i convenzionali quest'anno con la siccità sono andati lì a vedere perché hanno detto forse c'è qualcosa da imparare. Anche sull'aggregazione, la foto sotto è un incontro proprio del progetto Voglia di Bio di qualche settimana fa, sulle filiere, e lì veramente abbiamo dovuto chiudere le porte a un certo punto perché non ci stavamo più, quindi evidentemente c'è voglia anche di mettersi in discussione, di voglia di provare a collaborare. I giovani, l'abbiamo già detto, biodiversità, misure agroambientali, eccetera, ci stiamo lavorando da molto. Sicuramente, rimango sull'ultima foto, è ancora una strada in salita, però qualche fiorellino diciamo che cominciamo a vederlo. Quindi molto è già partito, molto di più si può fare, però lascio sul tavolo questa proposta di costruire assieme un piano d'azione. Noi come associazione ovviamente siamo a disposizione per chiunque ci voglia ragionare, per fare, assolutamente per fare, non per girarci attorno, insomma. Vi lascio anche 2 siti, quello sopra è l'Organic Farm Knowledge, che è una piattaforma dove assieme a IFAM e altri partner europei abbiamo raccolto un sacco di materiale, ma anche video, podcast, assolutamente non documenti scientifici, cose da fruire in maniera molto più agile, sull'agricoltura biologica, su vari aspetti dell'agricoltura biologica, in molte lingue, non mi ricordo neanche più quante sono, non me lo ricordo, tutte quelle dell'Unione Europea, ma X,
ma c'è anche l'italiano, insomma, questo è importante. E sotto c'è il nostro sito dove trovate molti materiali, ma andate a vedere anche i social perché c'è molto di più anche in questa parte. Grazie e appunto un invito a chi ha voglia di fare di esserci. Grazie alla Presidente Cristina Micheloni, Presidente di AIAB Friuli Venezia Giulia. Credo che ascoltandoti abbiamo capito molto, tu dicevi non sarò esaustiva, ma abbiamo capito molto veramente di che cosa serve al biologico e permettetemi, ritengo che anche aver inserito la tua relazione in questo momento, dopo quelle degli altri relatori, sia stato utile e corretto per calzare rispetto alla situazione locale. Prima di dare la parola alla collega dottoressa Sonia Venerus, ricordo, l'ha già detto anche Cristina Micheloni, che appunto c'è questa pubblicazione a disposizione per tutti noi e che al termine di questa pubblicazione, nelle pagine finali, c'è un allegato con i dati sulle produzioni biologiche in Friuli Venezia Giulia. L'aggiornamento al 2022 elaborato molto opportunamente e correttamente dal dottor Daniele Rossi, che è tecnico in seno ad ERSA, che si occupa di dati statistici. Lo ringrazio pubblicamente di questo. Mi è stato anche detto, e magari può essere utile a qualche giovane qui presente, che sul sito di Cefap ci sono delle opportunità ancora disponibili per dei posti disponibili per dei corsi legati al mondo dell'agricoltura. Mi è stato richiesto di dare questa comunicazione, lo faccio e l'ho fatta molto volentieri. Sonia, ti ho fatto attendere un attimo, ma eccoci qui con te. Sonia Venerus, titolare di posizione organizzativa della programmazione PAC 23-27 alla direzione centrale della Regione Friuli Venezia Giulia. Permettimi di ricordare però che fino a qualche mese fa, qualche anno fa, eri nostra collega anche in ERSA e noi serbiamo un ottimo ricordo di quanto hai fatto con noi in ERSA. La dottoressa Venerus parlerà del programma di sviluppo rurale come strumento. Prego Sonia. Beh, intanto grazie per questa introduzione a questo incontro e devo anche ringraziare i relatori che mi hanno preceduto perché, come avete ascoltato, è stato sottolineato più volte il ruolo della politica agricola comunitaria quale contributo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica a livello degli Stati membri europei. Ed è su questo che si focalizzerà adesso la mia relazione e chiedo scusa se poi più avanti riprenderò anche alcuni concetti che sono già emersi, ma sono importanti, indispensabili per capire qual è stato l'approccio che ci ha portato a ragionare e a fare delle proposte di intervento, in questo caso specificatamente per il biologico, appunto nella nuova programmazione che va dal 23 al 27. Mi permetto di ricordare che solitamente le programmazioni hanno una durata settennale, la precedente era iniziata nel 14, doveva concludersi nel 20 e questa nuova doveva partire nel 21 e concludersi nel 27. In realtà per diverse necessità la programmazione dal 20 è stata posticipata al 22. Questo lo dico perché poi ci servirà a capire il motivo per il quale troviamo a supporto attraverso lo sviluppo rurale del 14-22, a supporto del biologico, l'entità di fondi che sono stati messi a disposizione. Va detto anche che nella pregressa programmazione che si chiude appunto con il 2022 era stata data molta enfasi alla produzione biologica. Se noi siamo riusciti ad avere le superfici che abbiamo ottenuto e anche le percentuali che abbiamo mostrato prima Cristina Micheloni, è anche perché è stato fatto un accompagnamento alle aziende che si avvicinavano per la prima volta
alla produzione biologica con degli strumenti che riguardavano appunto l'avvio delle produzioni in biologico e anche un supporto poi anche al mantenimento di chi aveva avviato la produzione biologica. Quindi anche le scelte, e mi riferisco ad alcune specifiche scelte che sono state fatte nella programmazione precedente, erano volte proprio ad un accompagnamento alle produzioni biologiche. E allora, per arrivare al ragionamento di quanto è stato deciso sul 23-27, parto dalla produzione in biologico della programmazione 14-22. Questo ci consente di fare un attimo un ragionamento e di contestualizzare anche i risultati di cui dicevamo prima e capire cosa c'è poi, se c'è qualcosa di nuovo con la programmazione 23-27. Allora, ricorderete chi ha seguito, chi ha applicato questa misura, era la numero 11 che era articolata nelle due sottomisure che riguardavano la conversione all'agricoltura biologica e il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica. I requisiti di ammissibilità in quel contesto era essere agricoltore in attività ai sensi di quello che era il regolamento dell'Unione Europea che governava lo sviluppo rurale, il 1307 del 2013, non solo il 1307 ma uno dei, aver adottato il metodo di produzione biologica, a quel tempo era la 834 del 2007, su tutta la superficie o su parte della superficie agricola, aver presentato la notifica al sistema informativo SIB, biologico SIB, e le superfici ricadenti dovevano essere in ambito regionale. Quanti bandi sono stati emanati? Questi sono 4 principalmente nel 2015, 2016, 2020 e 2021. La differenza è che nei primi 5 erano gli anni di impegno, nell'ultimo caso gli anni di impegno erano diventati 3 per questioni legate appunto al periodo di transizione e alle norme che lo regolavano. Quali obblighi aveva chi aderiva a questa misura? Allora, dovevano seguire dei corsi di formazione che per i bandi 15, 16 e 20 era di 40 ore e dovevano essere fatti entro il quarto anno dell'anno di impegno. Nel 2021 l'obbligo era diventato di 24 ore da effettuarsi questo corso al 31 dicembre del secondo anno di impegno, quindi vuol dire il 31 dicembre di quest'anno. All'inizio della programmazione i fondi stanziati per il biologico ammontavano 7 milioni di euro. Alla fine del 2022 risultano stanziati circa 50 milioni di euro, quindi siamo intorno ai 6 milioni di euro all'anno, mantenimento e conversione in totale. E per quanto riguarda le liquidazioni, al momento il 31/10 del 22, 31,5 milioni di euro sono già stati liquidati ai beneficiari. Queste sono, adesso non mi soffermo nello specifico, altrimenti ci mettiamo troppo tempo, cioè entrare nelle singole produzioni, cioè nei singoli settori produttivi biologici diventa un po' lunga, ma saranno a disposizione le slide, quindi potrete verificare. Quello che mi interessa è mostrare che per la conversione per la 1111, quindi per la conversione, nella campagna 2022 risultavano interessati 2013,96 ettari. Per quanto riguarda il mantenimento, sempre alla data del 17/10 del 22, 15.312 per un totale di ettari impegnati pari a 17.326,91. Questi sono gli ettari e poi confrontati con quelli che diceva Cristina, poi possiamo magari tornarci, vediamo quanti quindi usufruiscono dell'intervento, hanno usufruito dell'intervento dello sviluppo rurale per il biologico. Ecco qua, per quanto riguarda la conversione, questi erano gli importi che venivano erogati. Anche qui magari ci torniamo perché altrimenti diventa un po' troppo lungo, ve lo lascio un attimo vedere. Comunque questi erano i premi per la conversione che risultavano un po' più alti rispetto a quelli per il mantenimento. Logica questa che è mantenuta anche nel 23-27,
nel quale la conversione vale circa il 20% in più del mantenimento. Come si cumulava a suo tempo questa misura? Si cumulava con la 1018 che riguardava le razze animali in via di estinzione e con la misura 12, l'indennità Natura 2000 e con l'indennità compensativa. E per quelle aziende che non avevano tutta la loro superficie in misura 11, quindi in biologico, era possibile beneficiare delle altre misure agroambientali, quelle declinate all'interno della misura 10, e quindi poteva essere anche condotta l'azienda in modo parte dell'azienda in modo convenzionale. Questo è il quadro del 1422, giusto per darvi un'idea di come è andata e come sta andando ancora per chi ha fatto la domanda nel 2021. Nel 2021. Adesso il piano strategico della PAC 23-27. Ci sono delle novità rispetto a quella che era l'impianto della politica agricola comunitaria del 14-22, perché ci sono alcuni cambiamenti sostanziali nella governance, nella proprio gestione dell'intera politica agricola comunitaria. Qui è riportato in sintesi quelli che sono i cambiamenti essenziali, ovvero sia che la politica di sviluppo rurale che nel 14-20 aveva una sua declinazione all'interno del secondo pilastro non viene più disgiunta da quello che è il primo pilastro. Praticamente tutto quello che era, diciamolo brevemente, il pagamento diretto e quello che è lo sviluppo rurale convergono insieme per una politica di sviluppo del settore agricolo, forestale, agroalimentare dei vari Stati membri. I regolamenti su cui poggiano sono il 2115 che riguarda il piano strategico della PAC, il 2116 sul finanziamento e la gestione e il monitoraggio e il 17 che riguarda l'organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli. Quali sono i tre temi essenziali che sono toccati dai tre obiettivi generali che la PAC 23-27 si è data? La competitività, l'ambiente e l'attenzione allo sviluppo delle zone rurali. Come sappiamo, più volte penso l'abbiate anche incontrata, anche questa slide, questa immagine, quei tre obiettivi generali vengono spacchettati in obiettivi specifici che concorrono appunto a dare risposta ai tre obiettivi generali che sono qui riportati. Quindi c'è quella parte che riguarda la competitività, quindi il sostegno al reddito, aumentare la competitività, migliorare la posizione degli agricoltori e dei produttori nella catena del valore. I tre temi che riguardano l'ambiente, quindi l'azione per il clima, per l'ambiente, per il paesaggio e la biodiversità, e i tre temi che riguardano lo sviluppo rurale, lo sviluppo delle aree rurali, quindi il ricambio generazionale, la vitalità delle aree rurali e la questione dell'alimentazione e della salute che, come abbiamo sentito più volte nelle relazioni di coloro che mi hanno preceduto, sono intervenuti. Quindi gli elementi che sono emersi durante le presentazioni vengono veramente risottolineati all'interno di questi obiettivi specifici. Ce n'è poi uno trasversale, quello che riguarda la conoscenza e l'innovazione, così importante come diceva Cristina Micheloni prima, che è trasversale a tutti gli altri. Senza la conoscenza, senza l'innovazione, il che significa senza la ricerca, senza la sperimentazione, senza coloro che favoriscono il trasferimento degli esiti della ricerca e della sperimentazione, non ci può essere quello sviluppo complessivo che ci fa andare oltre le difficoltà che si incontrano e che danno le risposte ai produttori, ai consumatori e alla società anche del futuro. Quindi, quali sono le novità principali di questa politica 23-27? Il riferimento a quello che viene detta architettura verde, la governance dell'intera politica agricola comunitaria e il New Delivery Model. L'architettura verde consiste, questa è una cosa importante che va tenuta in considerazione, perché in qualche modo influisce su quelli che sono poi i calcoli dei premi che vengono riconosciuti a chi fa le attività e che beneficia
di fondi all'interno di questa politica agricola comunitaria. Allora, gli elementi che costituiscono questa architettura verde sono la condizionalità ambientale, i regimi per il clima e l'ambiente e il benessere degli animali e le misure agroambientali del secondo pilastro. Queste costituiscono la nostra base di architettura verde. Nel grafico qui riportato vedete quella che è il confronto tra il 14-22 e il 23-27. A sinistra 14-22 avevamo sempre la condizionalità, il greening che era obbligatorio e poi gli interventi a superficie, gli agroclimatico-ambientali del secondo pilastro. Cosa prevede la nuova architettura? Una condizionalità però rafforzata, che include il greening e aggiunge alcuni CGO, criteri di gestione obbligatori e delle BCA, buone pratiche agronomico-ambientali, all'interno di quello che quindi un agricoltore deve obbligatoriamente fare per ricevere dei fondi all'interno della PAC. Il secondo scalino riguarda gli ecoschemi, che sono anche questi una novità. Sono degli interventi che vengono finanziati con fondi FEAGA, quindi primo pilastro, ma che aiutano a intervenire su tematiche, su argomenti, su azioni che hanno beneficio per l'ambiente in particolare. Dopo li vedremo. E poi ci sono le misure, gli interventi agroclimatico-ambientali, diciamo che abbiamo già conosciuto con lo sviluppo rurale 14-22. Ecco, questi sono tra appunto alcuni delle novità della nuova programmazione. All'interno, poi vedremo, non lo dico adesso. Questa qua è la condizionalità di cui vi stavo parlando. 11 CGO, 9 BCAA, non entriamo adesso a leggerle tutte, le ritroverete, ma quello che mi premeva dire è che appunto ci sono gli ex greening in alcuni casi e alcune appunto nuove BCA e CGO che costituiscono il livello base per poter avere appunto delle premialità o riconoscimento. Gli ecoschemi sono 5, sono previsti da uno dei regolamenti che vi ho citato prima e quello che mi interessava sottolineare è che questi ecoschemi devono concorrere per utilizzare il 25% dei pagamenti diretti. In altre parole, il 25% di quello che viene designato come pagamento diretto deve ritrovare l'utilizzo all'interno di questi ecoschemi, che sono, uno riguarda la zootecnia. La zootecnia volta a riconoscere un pagamento laddove si dimostra la riduzione dell'uso degli antibiotici, questo per rispondere a quello che è la problematica dell'antimicrobico resistenza e che dimostra anche l'innalzamento del benessere degli animali. Si realizza attraverso la soddisfazione di 2 livelli di intervento che sono, uno appunto la dimostrazione della riduzione del farmaco e lo si fa attraverso l'utilizzo di quel sistema che si chiama Classifarm, un sistema elettronico di rilevazione dei dati anche che riguardano appunto la gestione veterinaria degli animali. L'altro livello che riguarda gli animali al pascolo, poi magari entreremo nello specifico. L'altro ecoschema è relativo all'inerbimento delle colture arboree. Il terzo a salvaguardia degli olivi di particolare valore paesaggistico. Il quarto riguarda i sistemi foraggieri estensivi con avvicendamento e questo ha un impatto importante e interessante per tutti i seminativi. Il quinto riguarda le misure rivolte a mantenimento degli impollinatori. Se poi volete anche, diciamo che qua i premi non sono altissimi, diciamo che a parte gli impollinatori, in particolare sulle colture legnose che vale, se non ricordo male, intorno ai 500 euro, gli altri siamo intorno ai 120-150 euro per applicazione. E possono cumulare o meno con le iniziative poi successive. L'altra novità era la governance. La governance vuol dire in questa programmazione esiste si è voluto avere un'unica autorità di gestione nazionale, non è che si è voluto, cioè la Commissione ha previsto un'unica
Autorità di gestione nazionale, nel nostro caso le regioni si confrontano con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, adesso e della sovranità alimentare, grazie. E quindi c'è una relazione continua tra quelli che erano i gestori dello sviluppo rurale, le autorità di gestione regionali, con il Ministero, affinché tutte le attività siano condivise in un unico, rispetto a un unico centro di riferimento che appunto è il Ministero. Sottolineo questa cosa perché nei mesi passati, anzi negli anni ormai passati, c'è stata una forte collaborazione e interazione tra le regioni e il Ministero per definire poi quelli che saranno, che vi mostro, la programmazione che va sul secondo pilastro, cioè la programmazione dello sviluppo rurale. Oltre che una forte interazione anche per quanto riguarda la definizione degli ecoschemi, per quanto riguarda tutte le attività che hanno un impatto poi sui territori regionali. L'altra novità è quella che è conosciuta come New Delivery Model, cioè in questo caso con questo programma ci si confronta veramente sui risultati e su quella che è l'efficacia della spesa che viene sostenuta per l'ottenimento dei risultati. Quindi si focalizza sulla performance dell'applicazione degli interventi che gli Stati membri e via via le regioni decidono di applicare per il proprio territorio. Quindi, come tutti sappiamo, la PAC 23-27, come dicevo all'inizio, è costituita dall'insieme delle 3 forme di pagamento per l'agricoltura, che sono i pagamenti diretti, gli interventi settoriali e gli interventi di sviluppo rurale. E questo è quello che vale la percentuale, la suddivisione per l'Italia, per l'Unione Europea. Per l'Italia sono previsti 386,6 miliardi che in totale, quindi 6,8 circa miliardi di euro all'anno. Adesso passiamo a vedere un focus di quelli che sono gli interventi di sviluppo rurale che costituiscono il piano strategico della PAC. A livello nazionale sono stati individuati 76 interventi di sviluppo rurale. Non vi racconto come, ma c'è stata tutta un'analisi dei SWOT all'inizio che ha consentito di individuare quelle che erano le esigenze nazionali per lo sviluppo dell'ambito agricolo, agroalimentare e forestale nazionale, e da lì si sono declinati questi 76 interventi che corrispondono 31 a quello che viene, che sono gli impegni in materia di ambiente e clima, 3 vincoli naturali e vincoli territoriali, 3 svantaggi territoriali specifici, quindi nelle aree con requisiti che devono avere requisiti obbligatori, 15 interventi di investimento, 4 che riguardano i giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e l'avvio di imprese rurali, 4 interventi per lo strumento del rischio, 10 per la cooperazione e 6 che riguarda lo scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione, quella attività trasversale che abbiamo detto prima. Cosa ha fatto la Regione Friuli Venezia Giulia? Di questi 76 ne ha scelti 29. La decisione di intervenire e di individuare questi è frutto di una combinazione tra diciamo fondi a disposizione, prima di tutto, quindi quanto c'era stato dato nel riparto, poi ve lo faccio vedere, quindi i fondi a disposizione, le politiche di sviluppo che più rispondenti rispetto all'esperienza del 14-20, rispetto all'esperienza delle programmazioni ancora prima e che quindi davano la risposta a quello che era il cambiamento in atto e anche, non ultimo, una necessità di rendere, in qualche modo, contribuire alla semplificazione dell'approccio, semplificazione sia per i beneficiari, ma anche per chi poi deve seguire tutta la parte di istruttoria e di controllo successivo affinché poi i beneficiari vengano liquidati. Allora, per quanto riguarda le misure superficie, produzione integrata, tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, le colture di copertura, la gestione dei prati e pascoli permanenti, il supporto alla gestione degli investimenti non produttivi e la gestione delle infrastrutture ecologiche,
Gli impegni di gestione degli effluenti zootecnici, il mantenimento della forestazione, dell'imboschimento e dei sistemi agroforestali, l'agricoltura biologica e il benessere animale. Mi fermo qui. Allora, qui si è voluto dare prima un segnale di continuità con le scelte che erano state fatte nella programmazione precedente, ma anche di maggiore attenzione alle scelte dell'imprenditore. Non si sono creati pacchetti tra le varie interventi, questa è una cosa che va detta, proprio per lasciare la possibilità all'imprenditore di applicare quello che ritiene più opportuno nella propria azienda. Ora è ovvio che l'agricoltura biologica viene mantenuta perché, come è stato più volte sottolineato, e lo faccio anche io in questo momento, l'agricoltura biologica è un sistema che contribuisce alla sostenibilità. Il tema della sostenibilità, come avete visto, è fondamentale, lo dobbiamo tenere in considerazione. L'agricoltura biologica è uno strumento riconosciuto scientificamente, tecnicamente e operativamente e quindi va portato avanti. La produzione integrata. In Regione dobbiamo riconoscere che c'è stata un'ottima risposta rispetto alla produzione integrata, quindi si è cercato di dare continuità a un sistema che sta funzionando, ma accanto a questo anche le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, perché chi ha una già esperienza di produzione di questo tipo è giusto che possa trovare continuità nelle proprie scelte, le colture di copertura e gestione dei prati permanenti e dei pascoli in continuità con quello che è stato fatto. Cioè le scelte erano quelle di consolidare alcune produzioni certificate, produzione integrata e biologico, e dare la possibilità a chi ancora non è arrivato, non è approdato a un metodo già strutturato e che richiede anche una certa conoscenza, di farlo attraverso magari la scelta di fare le cover piuttosto che di fare la gestione dei reflui, quindi avvicinarsi a un sistema produttivo, metodo più articolati anche nel tempo e anche di lasciare una libertà di scelta imprenditoriale. Le altre misure e gli altri interventi scelti dalla Regione sono in continuità con la programmazione in atto, sostegno a zone con svantaggi naturali, il pagamento per le zone in area Natura 2000. E qui poi c'è la carrellata di quelli che sono gli investimenti. Investimenti produttivi agricoli per la competitività, investimenti produttivi per l'ambiente, il clima e il benessere animale sono interventi specificatamente rivolti a, diciamo che riescono a provare che sono utili per l'ambiente e sono di tipologie diverse. Questo lo dico perché contribuisce a quello che è l'obiettivo da raggiungere da parte a livello nazionale. Poi gli investimenti per la diversificazione, investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale, la forestazione e l'imboschimento e i sistemi agroforestali sui terreni agricoli, investimenti in infrastrutture con finalità ambientali, la forestazione sui terreni non agricoli, gli investimenti non produttivi forestali, gli investimenti produttivi forestali, la prevenzione e ripristino dei danni da foreste, gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Queste iniziative prevedono, per quanto riguarda la maggior parte, escluse le forestali, che per il biologico ci sia tra i principi per la scelta dei criteri eventualmente da applicare, per i criteri di selezione, sia data priorità a chi produce col sistema biologico. Altri interventi sono l'inserimento dei giovani agricoltori in continuità con la programmazione, anche qui voluto insomma, per una decisione insomma, importante di sostegno alle nuove generazioni. Abbiamo poi i gruppi operativi dei PEI Agri, in continuità con l'attività di ricerca. Abbiamo pensato che sia fondamentale avere, come dicevamo prima, un'operatività di sperimentazione e ricerca nella nostra regione, supportata. Sonia, sì? Scusami se ti interrompo, se puoi pian piano avviarti alla conclusione, perché è arrivato l'assessore regionale, quindi poi dobbiamo passare alle sue conclusioni. Sì. Scusami se ti ho interrotto, Sonia. Nessun problema, salto tutto. Quindi abbiamo il leader e abbiamo le azioni di formazione che vengono mantenute, visto anche l'esito di quello che è stata la programmazione 14-22 per il 23-27 e i servizi di back office per l'ACCIS.
Per quanto riguarda la programmazione 23-27, abbiamo, come abbiamo visto, l'intervento STRA 29. Lascio questa slide che riassume un po' diciamo, gli obiettivi e quello che si può fare, si deve fare all'interno di questa iniziativa, con riportate in questo momento quelli che sono al momento, ribadisco, i premi previsti. Non ci si discosta di molto da quelle che erano le, diciamo, i paletti che avevamo visto nella 14-22. Anche in questo caso c'è l'impegno della seguire la formazione. La formazione quindi diventa importante anche per tutte le altre agroclimatico-ambientali. Ecco, mi preme sottolineare che i premi anche ancora al momento possono subire delle revisioni. Questo velocemente è la dotazione finanziaria che è stata riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia il 21 giugno del 22, 227.593.362. Scorro velocemente, questo è importante. Noi dobbiamo in questa programmazione 23-27 come garantire che il 35% degli interventi siano rivolti a obiettivi che riguardano l'ambiente e il clima. Quindi gli interventi agroclimatico-ambientali e tutti gli investimenti che hanno finalità appunto ambientale. 5% al leader. E un'altra cosa importante, ok, il sostegno ai giovani agricoltori, ecco qui vorrei sottolineare che è stato mantenuto per il secondo pilastro, quindi per lo sviluppo rurale, un importo da utilizzare di 8.157.332. Questo è un impegno che è stato preso a livello nazionale ed è stato mantenuto. Quello che io vi ho mostrato, la scheda riassuntiva su cui ho corso velocemente, mi dispiace ma il tempo stringe, diciamo che è l'esito di una consultazione che abbiamo fatto, che l'autorità di gestione 1422 ha fatto con il territorio e con tutto il partenariato. Va sottolineato questo aspetto perché è uno degli aspetti fondamentali con i quali si costruiscono delle politiche che rispondono alle esigenze territoriali. Senza questo confronto non sarebbe possibile e qui ringrazio Cristina Micheloni perché ha sempre partecipato a queste iniziative con un contributo che ci ha consentito di definire quella scheda che abbiamo visto prima, scheda che ovviamente è anche iniziative che possono sempre essere migliorate per il continuo confronto che con il partenariato abbiamo. Non vi elenco tutte le iniziative, tutti gli incontri che abbiamo svolto, sono stati incontri di carattere tecnico e di carattere anche appunto decisionale che ci hanno portato a definire quelle che erano le strategie regionali. Perché sottolineo questo aspetto? Perché queste strategie regionali sono state poi portate all'attenzione del tavolo nazionale. Dicevo prima che la PAC viene redatta dal singolo Stato membro e il singolo Stato membro ha tenuto conto in questo percorso delle necessità regionali. Quindi le specificità di ogni regione sono evidenziate all'interno di ogni singolo intervento laddove a livello locale del partenariato ne venivano evidenziate le necessità. Quindi l'esito di questa scelta è, come dicevo prima, quanti fondi avevamo a disposizione e quello che a livello partenariale era stato identificato come necessario. Non entro nel merito delle priorità, le ritroverete nella presentazione, ma questo è quello che il territorio, quindi gli agricoltori anche attraverso le proprie associazioni hanno espresso. Sicuramente una necessità di semplificazione, ma torna comunque a essere competitività, l'ambiente e lo sviluppo rurale lo sviluppo delle aree rurali tra i primi diciamo focus di attenzione che anche i nostri produttori hanno voluto appunto portare in evidenza.
Trasversalmente abbiamo la priorità 9, che è quella che riguarda la promozione della crescita e della conoscenza a livello territoriale. Il percorso di consultazione appunto si è concluso con l'individuazione di quelle, come dicevo prima, che sono gli interventi che abbiamo visto, i 29 interventi che vi ho mostrato prima. Tutte queste iniziative locali le trovate sul sito svilupporurale2030fvg.it, sono scaricabili, le abbiamo anche raccolte in alcune presentazioni. Le tempistiche. Il piano di azione nazionale è in questo momento alla Commissione, in valutazione della Commissione europea, e quello che ci aspettiamo, che ci auspica, se tutto andrà bene, che il 31 dicembre sia approvato il documento e con il 1 gennaio ci sia l'avvio del piano strategico della PAC. Ho sintetizzato, ma sono qua per eventuali domande. Grazie. Grazie a voi dell'attenzione. Grazie alla dottoressa Sonia Venerus. E allora siamo giunti verso la parte finale, siamo giunti alle conclusioni di questo importante convegno. Agricoltura biologica, dalle politiche europee alla concreta implementazione in Friuli Venezia Giulia. Come ho detto all'inizio, ormai 4 ore fa, forse qualcosa di più, Assessore Zanier, questo è il risultato finale di mesi e mesi di lavoro, un anno di lavoro che ERSA Friuli Venezia Giulia, sotto la guida del direttore generale, il dottor Miniussi, ha portato avanti per l'implementazione dell'agricoltura biologica. Un percorso che è partito per favorire nuove imprese biologiche, per favorire la riconversione, almeno parziale, di chi è dedito all'agricoltura convenzionale, aprendosi anche all'agricoltura biologica, per un percorso con i ragazzi, con i giovani in particolare, favorito all'uso di prodotti biologici che certamente sono più favorevoli rispetto a quello di altri prodotti, e quindi anche per una cura del proprio corpo, un'alimentazione sana, una nutrizione. Stefano Zanier è l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna. È molto lunga, tante deleghe, tante cose da fare. So che prima era di ritorno da Roma anche impegnato con il discorso del Prosecco, quindi tanti versanti aperti. La ringraziamo infinitamente di essere e di aver trovato del tempo per venire qui da noi a portare il suo saluto, il suo intervento e a concludere questo nostro, per noi, risultato importante convegno. Prego, Assessore Zanier. Grazie mille Daniele, buongiorno a tutti, benvenuti qui nell'auditorium della Regione. Un ringraziamento particolare a tutti i relatori per l'attività che hanno svolto. Io mi scuso per gli orari, ma oggettivamente era impossibile arrivare prima, avendo fatto proprio la spola da Roma con qualche videoconferenza in mezzo. Faccio però una considerazione, io ho sentito parzialmente l'intervento di Sonia. Una cosa però è corretto dirla fino in fondo, questa nuova governance non è che è stata scelta, è stata imposta, che è cosa diversa. Perché? Perché per quanto riguarda lo Stato Italia è sempre stato fermamente contrario ad avere una governance unica centrale. Se all'interno del negoziato a livello europeo, del trilogo, dopo 2 anni di discussione su una PAC che non usciva mai perché oggettivamente c'erano dei grossi contrasti, si è arrivati a questa definizione, va bene, la accettiamo, la utilizziamo, ma francamente abbiamo aggiunto un elemento di complicazione nazionale in un rapporto che prima era molto più semplice avendolo direttamente con la Commissione. E su questo credo di poterlo dire a 360 gradi rispetto alla posizione di tutti gli assessori delle regioni e province autonome d'Italia che hanno espresso molto chiaramente questa posizione anche in sede di audizioni con la Commissione, e per cui non racconto nulla di diverso da quella che è la realtà. Quello che oggi però è stato evidenziato, faccio un ultimo passaggio legato all'ultimo intervento, è un modello comunque profondamente diverso da quello al quale eravamo abituati con la programmazione precedente, sia dal punto di vista della necessità di valutazione dei risultati, sempre apprezzabile perché questa è l'oggettiva analisi di quelli che dovrebbero essere i punti di caduta di tutte le politiche che vengono realizzate,
È altrettanto evidente che diventa in alcuni casi più complicato capire quali sono gli indicatori da riuscire a definire per effettivamente avere una lettura reale. È molto semplice valutare quali sono i limiti di spesa, basta verificare quanto si è speso, è molto più difficile vedere quali sono gli impatti delle politiche che si sono volute generare. Vado invece a concludere brevemente perché ho visto già i primi segni, dopo 4 ore qui dentro sono anche bravi a essere ancora tutti seduti al loro posto, devo dirvi la sincera verità, i primi segni di agitazione, per cui vado a concludere rapidamente con una considerazione molto più pragmatica e che non entra nel merito di tutto quello che avete evidenziato prima, perché non è il mio di compito. Il mio compito è di fare una valutazione rispetto alla sostenibilità complessiva e generale del sistema agricolo. Una complessità importante che è frazionata in diverse azioni, diverse modalità e diverse attuazioni, ma che dal mio punto di vista deve, in tutte le forme di agricoltura che vengono realizzate nel territorio regionale, nazionale ed europeo, deve trovare una forma di sostenibilità complessiva e quindi tendere verso quelle modalità, quelle innovazioni che rendano maggiormente sostenibile l'attività agricola a 360 gradi, a prescindere da quale forma poi viene realizzata. E quindi è bene che ci siano degli indirizzi anche precisi su dove andare ad intervenire. Il rischio, per contro, è quello che definendoli in maniera troppo precisa, mettendo limiti, mettendo quelle che sono condizioni da raggiungere, non è detto che ci si riesca ad arrivare e lì bisognerà capire se la sostenibilità delle imprese a quel punto sarà garantita o meno. Questa è la grande sfida su cui si deve approcciare con un certo pragmatismo. È altrettanto evidente, vado a concludere, che noi arriviamo a un percorso storico che negli anni passati ha visto un pesante squilibrio dal punto di vista delle modalità anche di conduzioni agronomiche e aziendali. Pesante. L'abbiamo vissuto pesantemente, parliamo di diversi anni fa, veramente di qualche decennio. Però è altrettanto vero che c'è anche stato un progressivo allontanamento tra quella che è la percezione sociale dell'attività agricola e quella che è l'attività agricola in sé. Se pensiamo tutti a una trentina d'anni fa, chi quei 30 anni può permettersi di dire di averli vissuti, chiaramente non mi rivolgo ai ragazzi che ai 30 anni magari ancora non ci sono arrivati, però una trentina di anni fa era abbastanza comune per ognuno di noi vivere in una famiglia in cui l'attività agricola era parte dell'attività familiare. I nostri contesti sociali si inserivano in contesti anche rurali molto più di quello che accade oggi. Prova ne è che stiamo perdendo in maniera importante popolazione nelle aree rurali e questo è un enorme problema. Ma si è anche perso quel legame che ci faceva rendere conto che effettivamente realizzare e fare attività agricola era qualcosa di connaturato al nostro modo di essere e di vivere e quindi c'era una percezione al tempo molto stretta della relazione necessaria tra un corretto modo di fare agricoltura, perché era direttamente la nostra attività quotidiana. Dopo ha iniziato a cambiare la situazione, è iniziata a variare con un'attività che è diventata sempre più prettamente imprenditoriale, non più un'attività familiare, ovvero oggi ci sono famiglie che fanno di professione l'imprenditore agricolo ed è benissimo così, ma non è più una cosa così diffusa. Oggi siamo arrivati a percentuali di operatori che rispetto a quelle di qualche decennio fa sono assolutamente diverse. C'è stato un momento in cui, per 1000 motivi, questo ha fatto perdere quella nostra naturale propensione alla cura e all'attenzione di come veniva realizzata questa attività. Fortunatamente, negli ultimi 20 anni, possiamo dirlo, 20 anni, c'è stato un riavvicinamento invece al fatto di una maggior sensibilità, perché ci si è accorti che si stava andando in una direzione che non era più sostenibile. C'è stata una serie di interventi, sia dal punto di vista normativo, sempre più stringenti,
che hanno impedito anche, perché in alcuni casi bisogna utilizzare questi sistemi, derive che non consentivano più di essere sostenibili, specialmente dal punto di vista ambientale. Questo era il grosso problema. E oggi siamo arrivati a un modello che vede una propensione imprenditoriale alla sostenibilità che inizia ad essere trasversali tra tutte le tipologie di conduzione agricola. È entrato e sta entrando sempre di più nella mentalità e questo è un bene. Questo è un bene e il vero ragionamento, quello conclusivo, è quello che si collega invece all'argomento in cui oggi si è dibattuto, perché anche qui c'è necessità di una sostenibilità che non è quella agricola, agronomica e ambientale, ma di un'altra sostenibilità per le imprese. Dico, questo è un bene e si sta andando in quella direzione, ma per rendere sostenibile qualsiasi attività noi abbiamo necessità che l'impresa che la realizza riesca a trovare la giusta collocazione del proprio prodotto con un mercato che lo accoglie e quindi noi abbiamo necessità di sensibilizzare il consumo prima ancora che la produzione. Questo è il vero limite su cui potremmo trovarci in difficoltà. Se non riusciamo ad ampliare il mercato, rischiamo di avere produzioni che vengono realizzate ma poi non riescono a essere collocate. E allora la sfida, quella portata avanti in questi anni, io ringrazio ERSA con tutta l'attività che ha svolto anche assieme a AIA, di fare attività di sensibilizzazione, di far capire quali sono i vantaggi, quali sono le condizioni per cui è opportuna una scelta personale a quel punto di una tipologia di prodotto quale quello biologico, aumenta i soggetti che possono partecipare a creare quel mercato. A sua volta, quando il mercato inizia ad aumentare, c'è anche la necessità di continuare ad apportare prodotti all'interno di quel mercato. E questo genera un percorso virtuoso che può mettere nelle condizioni di rispettare quelle indicazioni che altrimenti avrebbero un collo di bottiglia proprio nella mancanza del soggetto finale che va a consumare quel prodotto, traendone sicuramente un beneficio, ma di questo deve esserne consapevole sia che il beneficio c'è, sia di trovare poi sulla propria disponibilità quel tipo di produzione. È altrettanto vero che in alcuni casi abbiamo delle difficoltà, e queste non soltanto quando parliamo di biologico, di produzioni convenzionali, di sistema di qualità integrato, di produzione integrata, di tutto, iniziamo ad avere molte volte delle difficoltà rispetto a fitopatie recrudescenti, dove fatichiamo moltissimo oggi a difendere le nostre produzioni perché oggettivamente da un lato ci troviamo esposti magari a patologie che non erano comuni e alle quali dobbiamo in qualche modo adeguarci con una strategia di difesa efficace. Dall'altra a una condizione per la quale la velocità di diffusione molte volte è estremamente elevata e siamo in crisi nel contrasto rischiando di rimanere poi nella impossibilità di bloccare determinate condizioni che squilibrano. E questo squilibrio, come sempre, è la fonte di tutti i problemi, perché noi riusciamo ad avere una sostenibilità completa quando riusciamo a trovare il reale equilibrio. Ecco, io con questa considerazione, ringraziandovi comunque per le attività svolte non soltanto oggi, ma quelle svolte in tutto questo percorso che ci ha portato ad arrivare qui oggi, credo sia opportuno dare quel segnale, penso tanto atteso, dopo le 4 ore rotte di convegno, ovvero arrivare alla chiusura dei lavori, altrimenti iniziamo a vedere qualcuno che sviene dalle sedie ed è un problema oggettivo. Quindi Daniele, lascio a te l'ultima parte, grazie. Grazie Assessore Zannier. Grazie veramente perché ha trovato il tempo di venire qui, perché ha trovato il tempo di dedicarci delle parole e di fare appunto un intervento che è importante per noi anche per poter capire
se quello che abbiamo fatto andava bene e poter comprendere lungo quale direttiva procedere nei prossimi mesi. Per cui grazie veramente di questo. Allora io concludo dicendo che abbiamo adesso un brindisi finale, un piccolo rinfresco tutto a prodotto bio, e quindi potremo tornare su per poter concludere con qualcosa di bello e buono, soprattutto da mettere in bocca, ed è importante. Noi abbiamo fatto anche una pubblicazione, Assessore, lei ce l'ha lì, Voglia di Bio. Questa pubblicazione è molto importante, raccoglie l'attività svolta, raccoglie i dati statistici, raccoglie tutta una serie di informazioni utili. E poi, se lo vorrà, almeno per la giornata odierna c'è anche la spilletta che è stata fatta, Voglia di Bio, noi ce la siamo messa, se lo desidererà, accanto a quella istituzionale della Regione potrà appunto avere anche la spilletta, a noi ci fa sicuramente molto piacere. Grazie a tutti, e allora per il brindisi finale. Buona giornata.